Ora possiamo riprendere con il nostro convegno sulle acque tra Piave e Livenza e abbiamo già pronto qui il dottor Lucio De Bortoli. Lucio De Bortoli è attualmente membro del direttivo e del comitato scientifico Istresco, è socio dell'Ateneo di Treviso, presidente dell'UTEM di Montebelluna. Si occupa di storia culturale del territorio, con particolare attenzione per la microstoria e la storia culturale e della mentalità, i casi di studio e i meccanismi profondi delle dinamiche storiche nei loro compiersi. Cura l'attività di formazione permanente e la divulgazione pubblica e scientifica attraverso pubblicazioni, conferenze e partecipazioni a convegni. E oggi ci parlerà della derivazione delle acque del Piave per dar vita al sistema idrico Brentella e ai suoi utilizzi energetici e produttivi. Grazie. Sì, vi parlerò della Brentella di Pederobba, perché sapete le Brentelle sono tante nel Veneto. Ecco, quella di cui ci occupiamo è una derivazione che è di fatto l'infrastruttura del medio trevigiano più antica che esista, nel senso che risale appunto alla prima metà del 400. E fu un'operazione di grandissima importanza, lo potete intuire già da queste poche parole, da queste poche righe, perché andò ad irrigare in parte un lembo di Trevigiano che era non è che fosse arido nel senso di senza acqua, ma non aveva sostanzialmente o quasi arterie fluviali, nel senso che il Piave, come sapete, prende una certa piega, passa dietro il Montello sostanzialmente, e il Muson è un fiume che poi sfocia nella Castellana, Castelfranco. In mezzo tra Piave e Muson non c'è praticamente nulla se non piccoli rivi, e si trattava di quindi estrarla da una profondità anche di 80 metri, perché da Montebelluna a Treviso passano circa 80 metri di dislivello. Se voi andate in bicicletta da Montebelluna a Treviso all'andata non fate nessuna fatica, al ritorno un po' sì, perché sembra di no, ma si sale. Naturalmente questo spiega anche per quale motivo esiste un canale di questo tipo, che scende per inerzia. Da Pederobba non fa altro che scendere fino a Monigo, località nota se non altro perché c'è il campo da rugby e la caserma di Monigo, no? E quindi insomma copre un lembo molto ampio, 35.000 ettari di superficie. Vediamo un attimo un po' di cartografia, a partire dalla più antica, che è questa risale alla fine del 400, è naturalmente dedicata, sapete che la geografia è un'attività politica, no? Nel senso che funzionale agli scopi, in qualche misura, degli enti e delle istituzioni. Ecco, questa voleva in qualche modo rappresentare il Montello, come vedete, e la risorsa boschiva delle querce, no? Ma inevitabilmente finisce anche per tracciare tutta quella rete che cominciate a delineare, che cominciate a vedere, che è appunto quella della derivazione del Piave chiamata Brentella di Pederobba. Adesso cominciamo ad avvicinarci in termini un po' più capillari. Questa è la zona spostata verso l'Asolano e il Castellano. Siamo, come vedete, sulla destra avete appunto il comparto montelliano con il Brentella e quel colle che è quello di Montebelluna, e sulla sinistra avete invece il Muson che scende, vedete quello più scuro, e che passa appunto per la cosiddetta Castellana e Castelfranco. Questa è già più chiara, anche se molto convenzionale, molto simbolica, del 1671, e però ha il merito di farci vedere in termini molto chiari questo sistema venoso, in fondo, no? Basato su due grandi arterie, che sono quelle del canale di Caerano e quelle del canale del Bosco. Non ho un puntatore, sì ce l'ho, no? Non c'è un puntatore qui per potervi indicare, posso usare il mouse. Allora, qui questo è il canale di Caerano, per capirci, questa svolta, no? Da cui si dipartono, come vedete, tutte queste
derivazioni che si chiamano seriole. Questo qui è un puntatore. Oh, grazie. Mentre questo è il canale del bosco, cioè a questa altezza, località Croce di Ballestrieri, a Crocetta sostanzialmente, la brentella che scende dall'alto, da Pederobba naturalmente, si biforca, continua dritta verso il canale del bosco, poi scende, arriva fino a Giavera del Montello e poi scende, e da questa parte si biforca invece verso ovest e gira attorno alla zona di Cornuda Caerano e scende verso Montebelluna e poi costituisce il potenziale di tutte le seriole che scendono nelle campagne più basse, insomma, no? Quindi un sistema abbastanza complesso che cercherò di illustrarvi un po' alla volta. Questa è sono altre due immagini importanti. Naturalmente questa sulla destra è il Pinadello, famosa carta, diciamo, del Trevigiano. Anche qui si vede bene il sistema, vedete? E di qua ancora meglio, questa è una carta derivata dal Pinadello, molto bella, che, come dire, è contrassegnata proprio, ed è straordinariamente significativo che sia così, no? Dai corsi d'acqua. La rilevanza del corso d'acqua nei secoli di età moderna è come adesso peraltro, ma insomma all'epoca aveva anche una sua plastica evidenza, insomma, no? Ecco, questa invece è più moderna ed è più scientifica, naturalmente. Qui la rete è molto chiara, come potete notare, con tutte queste seriole che scendono verso le ville cosiddette inferiori, no? Cioè i villaggi, e che alimentano un bacino che arriva per l'appunto fino a Treviso. Ecco, Monigo è il capo d'acqua in fondo qui, vedete. Un altro è a Paderno, quindi comune di Villorba, e poi quello più ad ovest, diciamo, è a Salvarosa, a 2 passi da Castelfranco. Quindi un bacino piuttosto importante. Questo è Google Maps e la rete è in viola e vi fa capire in sostanza, in maniera ancora più schematica e moderna, diciamo, quello che è il comprensorio coinvolto. Ecco, tutto questo venne poi anche disegnato in un mappale splendido che abbiamo avuto occasione di ristampare qualche anno fa, il mappale di Angelo Prati, nel disegno generale di tutta la Brentella, che illustra diciamo, tutto il corso del canale, naturalmente portandosi dietro in questo disegno anche ville, edifici, no? A condizione che fossero naturalmente prospicenti o nei pressi del canale. Quindi a proposito delle carte geografiche che sono funzionali a, questa è una carta d'acqua e tutto ciò che l'acqua non tocca Prati non lo disegna. Quindi anche perché qualcuno dice ma in Prati non c'è, per forza non c'è, perché non c'è l'acqua, no? In questo caso, quindi a lui non interessa quello che è lontano dall'acqua. Questa è la seconda tavola e illustra appunto il Piave e, come vedete, la derivazione, eccola qui, il punto esatto in cui viene derivata appunto la Brentella che scende in questo senso. Questo è il Piave con le sue grave e anche con i suoi saletti all'epoca, i famosi salici. Questa è la presa del 29, cioè quella diciamo quella moderna, nel senso che è quella che sostituisce quella del 1400. È una presa moderna importante che, come dire, impiegò il lavoro di ingegneri qualificatissimi della provincia di Treviso per mezzo secolo. Insomma. E questo è il quadro, è un bel quadro attuale, siamo a Fener, vedete la presa attuale è molto chiara ed è evidente a tutti, insomma, no? Poi il canale passava attraverso situazioni difficili come quella di Curogna, qui scendeva un torrente vorticoso, quindi dovettero intervenire con altre porte, cioè con altri elementi sempre di smistamento attraverso i partidori dell'acqua. Queste terze porte vennero costruite nel 1500, metà del 500, da un maestro muratore luganese, e questo aprirebbe un'altra lunga parentesi. Sempre sulla destra vedete il Prati.
Ecco, una delle tante fonti, allora qui per quanto riguarda il Brentella, parentesi, abbiamo la fortuna di disporre di uno degli archivi storici più importanti del territorio, che è l'archivio del Consorzio Brentella, ora Bonifica Piave, perché sapete che c'è stata una fusione, no? E questo archivio parte per l'appunto da metà 400 e arriva fino ai giorni nostri conservato perfettamente o quasi nei suoi documenti quantomeno istituzionali. Questo è semplicemente un passo tratto dalla domanda di concessione, perché funzionava così, si richiedeva l'accesso all'acqua, di Francesco Querini, che in questa sua domanda infiora come dire, il testo con questa sorta di captatio benevolenzia, non so come chiamarla, no? Irrigano questo grande territorio, le acque che sono per l'ubertà del Paese della Divina Provvidenza, donate a comune commodo, e quasi vene di questo nostro corpo vanno contribuendo spiritali umori ad ogni membro non solo, ma a qualunque parte più minuta d'esso. La distribuzione di questo necessario elemento viene dalla pubblica autorità per speciale nobilissimo privilegio, a magistrato gravissimo di vostra signoria illustrissime, demandata, e la generosa loro munificenza a chiunque ne tenga bisogno quando non cede a pregiudizio d'altri. Diciamo parecchia retorica, visto che, come del resto nelle società di antico regime, visto che in realtà il testo contiene, anche se indistillato, vedete, due coordinate su cui fondiamo tutto il nostro discorso, cioè l'essenzialità vitae dell'acqua e le forme distributive. In realtà in questo comprensorio l'uso di quest'acqua era innanzitutto alimentare, poi fu anche ovviamente irrigatorio, ma soprattutto irrigatorio dei broli. Il brolo non è esattamente il campo, non è esattamente la campagna, il brolo è il frutteto delle dimore signorili, no? I giardini, gli orti e quant'altro, e i prati, no? Quindi quasi la metà dei terreni beneficiati coincidevano con le colture specializzate della proprietà signorile, privilegiata a sua volta, no? Quindi il fattore distributivo è fondamentale in sostanza, perché è legato agli equilibri sociali di una società di antico regime fondata sul ceto di appartenenza, no? Anche questo non possiamo, non c'è il tempo, ma insomma sapete a cosa mi riferisco. La vicenda nasce nel 1436, in cui il comune di Treviso chiede al Senato di derivare appunto le acque del Piave per queste necessità, insomma, no? Ovviamente il Piave, essendo un fiume navigabile, ricadeva sotto la pubblica autorità della Repubblica e della giurisdizione della Repubblica, e quindi il tutto passa attraverso il Senato. E il Senato fornisce anche l'indicazione dei progettisti, un bresciano e un bergamasco, Domenico Carabello e Domenico Ravanello, che venne poi affiancato da Michele da Caravaggio, a dimostrazione della perizia notevole degli ingegneri di Oltremincio, evidentemente, che la Repubblica ritenne di utilizzare non solo per questa iniziativa, ma anche per molte altre. E l'ambito è quello appunto della podesteria di Treviso. Sapete che il territorio trevigiano era diviso in podesterie, anche voi avevate la podesteria di Cenada, no? E di Serravalle, solo che quella di Treviso era divisa in quartieri, essendo molto grande, e l'ambito di cui stiamo parlando è quello della campagna di sopra e della campagna di sotto, che sono due quartieri appunto della podesteria, che arriva fino alle cerche, cioè fino alle cerchie urbane di Treviso, ma che si allarga anche all'Embi della podesteria di Asolo e della podesteria di Castelfranco, per un totale di 59 villaggi. Vabbè, su Venezia e le acque mi pare inutile insomma soffermarmi, sapete benissimo che intanto la bibliografia è enorme, la città era, come dire, attaccata dalle acque da nord, adesso ecco, il mondo si rovescia come sappiamo, quindi, e quindi grandissima attenzione per il regime dei fiumi, grandissima attenzione per il recupero delle aree paludose, pensiamo solo al Viseo Cornaro e le sue riforme, e quindi anche in qualche modo alla leggenda, alle figure leggendarie di questi proti idraulici, no? Di questi ingegneri idraulici, Cristoforo Sorte, Sabadino, no? Fra Giocondo,
che ora tra un po' incroceremo. Allora, come viene costruito questo canale? Viene costruito a carico dei beneficiari. I beneficiari sono i privati, ovviamente, e i villaggi. I lavori vengono però effettuati a piovego. Piovego sostanzialmente è l'antica definizione di lavoro pubblico. Il problema è che i lavori pubblici, intesi come li intendiamo noi oggi, erano tutta un'altra cosa. I lavori pubblici li facevano i villaggi, i distrettuali, no? E infatti i provvedimenti esecutivi di scavo coinvolsero tutti gli uomini di queste ville tra i 14 e i 70 anni, mobilitati per almeno una giornata di lavoro nel 43 e nel 44. Il lavoro consumò 12.000 giornate e quindi ci fu una presenza media giornaliera di 80 lavoratori. Chiaramente non è un impiego massivo antico egizio, ovviamente, però si tratta di, vedete, costi che vengono totalmente scaricati sulle comunità. La manutenzione poi continua e necessaria, tuttora tra l'altro, del canale, degli alvei, degli argini, delle sponde, per non parlare poi degli spurghi e quant'altro, dei partidori, dei boccaroli. I boccaroli sono i punti, no, di entrata dell'acqua, no, nella proprietà o nella seriola, insomma di tutti quegli elementi idraulici che assicurano il funzionamento del sistema erano a carico sempre dei distrettuali, evidentemente, e dei beneficiati intesi come aziende agrarie e nobiliari che dovevano contribuire attraverso le cosiddette zonte, cioè le aggiunte rispetto al canone che pagavano normalmente, che chiunque pagava, insomma, no? Le zonte che venivano in gran parte evase, cioè sostanzialmente questi proprietari non pagavano e pertanto, siccome non pagavano, l'aggravio nei confronti dei distrettuali, come sempre, aumentava, no? Perché comunque il lavoro di manutenzione andava fatto, no? Pagato o non pagato. Alcune immagini, questo è il canale nella sua portata anche più importante, questo è il tratto di Crocetta, per esempio, no? Tra l'altro alla fine dell'Ottocento questa portata d'acqua alimenterà la più importante fabbrica del Veneto, quantomeno la provincia di Treviso, cioè il canapificio di Crocetta, il famoso canapificio che impiegava 3.400 operaie e operai, no? E che pare fornì addirittura il cordame del Titanic, o Titanic che si dica, e quindi voglio dire, vennero installate delle turbine apposite, per utilizzare questa forza idrica. Questo è un passaggio del canale del Bosco. Ecco, il tema naturalmente è quello della necessità di temperare le concessioni private con quelle pubbliche, cioè i boccaroli di famiglia privati e quelli di villaggio, naturalmente. Una questione molto importante e che determinò dei conflitti enormi. Perché? Perché il canale aveva delle cronicità, delle crisi, una cronicità strutturale legata al fatto che le ville inferiori, come potete ben immaginare, avevano una portata d'acqua sicuramente inferiore a quella delle ville superiori. Perché? Perché il corso per inerzia inevitabilmente si attenua, ma soprattutto perché nel corso del canale vengono installati i mulini, chiaramente, no? Quindi l'ineguale distribuzione delle risorse è un grande problema. Questo è un testo di un podestà, tra l'altro veneziano, Marco Zantani. Ora mi piacerebbe leggerlo, ma temo che il tempo non me lo consenta. È un testo straordinario perché denuncia il disagio che, vedete le ultime 3 righe, i poveri che crepano di disagio e non hanno acqua per il bever loro. Perché il canale nasce come scopo di alimentazione innanzitutto, di uomini e animali. Ecco, questi non hanno almeno l'acqua perché la distribuzione è ineguale, no? Fra Giocondo interviene, il canale non è di Fra Giocondo, ma interviene con una consulenza importante nel 1507 e dice: signori, questo canale ha dei problemi di sistema, c'è una presa d'acqua all'Incile che è troppo piccola. C'è un corso che è troppo abbassato, che toglie caduta ed energia. Ci sono troppi terreni sabbiosi
e soprattutto ci sono troppi mulini, quindi almeno una decina devono essere abbattuti, insomma, perché i mulini determinano, come sapete, a causa degli sbarramenti per il salto d'acqua, una riduzione della forza e della forza di caduta, no? E quindi inevitabilmente delle dispersioni, per non parlare poi dei traboccamenti degli argini che determinano. Consigli che vengono in qualche modo acquisiti in parte attraverso la famosa, diciamo, prescrizione della bova bastarda, che sarebbe quel canale che passa dietro il mulino, in cui, come sapete, no, una canalità ausiliaria nella quale defluiscono le acque eccedenti, no, per attenuare in qualche modo il salto d'acqua. Ecco, poi Fra Giocondo suggerì anche di spostare le prese a monte delle ruote, di rendere più distesa la caduta, insomma, di distanziare gli opifici e di adottare dei canali sfioratori che non impedissero lo scorrere comunque dell'acqua anche quando il mulino non funzionava, no? Il consiglio venne seguito parzialmente, molto parzialmente, perché c'erano una serie di infrazioni sia da parte delle aziende più grosse, dei patrizi, sia da parte dei contadini, che determinò poi un accumulo di denunce incredibili che costituiscono il 70% dell'attuale consistenza archivistica dell'archivio di cui vi parlavo. Ed è un mondo incredibile che andrebbe indagato, ma ci vuole una vita per farlo, credo. Il canale poi coincide appunto con questa grande diffusione, 32 ruote nel 1507, arrivano a 80 ruote alla fine del 700, il limite consentito da questa energia disponibile, perché insomma stiamo parlando di un canale, chiaramente non di un fiume, no? Però siamo di fronte a una delle più alte concentrazioni per pochi chilometri dell'intero territorio della Repubblica. Quello che vedete è una vecchia foto del Mulino Mora in centro a Montebelluna. Questo è il corso alto del canale con i mulini all'altezza di Onigole Vada, e questa è una carta molto importante, schematizzata, tratta tra l'altro da una monografia di Raffaello Vergani, che ricordo sempre con piacere, ed è tratta dal Prati del 1763. Vedete la concentrazione qui degli impianti tra Caerano e Pieve di Montebelluna. Considerate che qui ci passano 3,5 km e non di più, è veramente molto molto elevata, insomma, no? Perché evidentemente c'era convenienza. Ecco, qui questo è il bacino complessivo, vedete mulini, seghe, battiferri, perché tra l'altro non stiamo parlando solo di mulini da grano, ma stiamo parlando anche di battiferri, e di opifici. Poi vedremo una cosa particolare che costituirà poi tra l'altro un cuore poi del saggio, no? Successivo. Comunque i numeri sono questi. 15-27, guardavo l'ora. Sì. Anche se qui abbiamo la signora che mi... Ecco, questo è il momento più rilevante, che sarà il momento più importante del saggio, insomma, che qui arriva solo alla fine, e cioè la presenza di alcuni edifici, di alcune strutture produttive pre-industriali di grande rilevanza e per lo più misconosciute. Questo è il famoso edificio da seta della famiglia Emo, appena sopra Villa Emo, Fanzolo, che tutti conoscete, in località Edificio, che è un posto incredibile. Gli stessi locali non sanno bene da cosa derivi il nome. Ebbene, il nome deriva, questa frazione viene proprio da questo edificio enorme che impiegava, pensate all'epoca, 300-400 donne. Questo è un setificio, protagonista tra l'altro di un'avvertenza incredibile, e questa mappa straordinaria che si trova a Villa Emo, che io ho trascritto nella leggenda, vedete, indica tutte le plurali attività e funzioni di questa macchina produttiva. Cioè non c'era solo l'edificio, quello naturalmente che vedete qui, no? Ma c'era anche il mulino, c'erano le case, pensate, le cosiddette binate industriali, le case per le lavoratrici, i lavoratori, insomma, no? Quindi una concezione di grande modernità, che vedete anche in questa riproduzione del catasto asolano, molto bella, di grande modernità. Questo è l'unità produttiva, queste sono tutte le casette in cui abitavano le persone.
E l'altro edificio importantissimo, anche questo scomparso, è invece questo qui, che è il filatoio della famiglia Benzi a Caerano, un orsoglio alla bolognese, cioè un filatoio caratterizzato da tecnologie particolari, molto più produttive e legate alla qualità, che caratterizzò il centro del villaggio di Caerano. Quella sotto non è una villa Benzi, è una villa dei Rovero, che dir si voglia, ma come vedete il quadro è abbastanza chiaro. Per corredare un po' il tutto, abbiamo anche un esempio di brolo, quello di Villa Nani a Falzè di Trevignano. Questo sono semplicemente corredi per farvi capire come funzionava una denuncia, una richiesta d'acqua, no? Corredata sempre da una unità cartografica. E anche per quello che l'archivio del Consorzio Brentella è ricchissimo e straordinariamente importante, perché è ricchissimo di mappe e di disegni, soprattutto a distanza, come si dice, ravvicinatissima. E qui abbiamo la villa, abbiamo il brolo e quant'altro. Questo è invece il giardino e il brolo di Villa Emo. E per concludere, questa mappa straordinaria che si riferisce a Villa Giustinian in centro a Montebelluna, di fronte a un supermercato adesso, e che nel retro rappresenta, come raramente mi è capitato di vedere, l'articolazione di un brolo, di una villa veneta del 600, in questo caso siamo all'inizio del 700, e vedete tutte le suddivisioni: orti, giardini, boschetto de Carpani, il labirinto, il broletto, la cortesela, la mota per la fabbrica di conigli, la Bellonara, terra broliva, anche qui il giardino, qui è la giassera naturalmente, la ghiacciaia, no? La peschiera, e questa è invece la peschiera che arriva fin qua, e queste sono in pianta, cosa rarissima tra l'altro, i locali della villa. Vedete la sala centrale e le varie stanze, insomma. Ed è interessantissimo. Questa è la corte delle dame e la caneva, insomma è un piccolo gioiellino che volevo portare alla vostra conoscenza, per dimostrare come tutto questo sistema venisse alimentato appunto dall'acqua del canale Brentella, che in questo caso veniva da Caerano attraverso una derivazione. Credo di aver finito il tempo a disposizione. Perfetto. Scusate se ho corso, ma è giusto che ognuno faccia la sua parte in termini di distribuzione e delle risorse. Grazie. Grazie. Ringraziamo quindi il dottor Lucio De Bortoli e invitiamo il dottor Giampaolo Zagonel. Laureato in economia e commercio, già amministratore delegato di aziende industriali, ha sempre accompagnato la sua attività professionale con la bibliografia e gli studi letterari. Oltre a scritti e conferenze varie, ha curato e pubblicato la biografia, la bibliografia e l'epistolario di Lorenzo da Ponte, le monografie di Quirico Viviani e Daniele Francesconi e una decina di altri volumi presso l'editore De Bastiani. È cofondatore e direttore editoriale della rivista Archivio Storico Cenedese. Bene. E vi parlerà, scusate, il meschio nella storia e nella letteratura. Io sono un vittoriese, quindi ho pensato bene di fare una carrellata sulla storia, sul meschio nella storia e nella letteratura, perché è stato parlato molte volte del meschio da poeti, da scrittori, sia a partire dall'anno 1000 fino ad oggi, però una raccolta antologica, anche sintetica, degli scritti che riguardano il meschio non c'era. Il meschio, sapete, lo dico per chi non è da Vittorio Veneto, è lungo solo una trentina di chilometri, è largo al massimo 10-15 metri, profondo pochi metri, però ha tutte le carte in regola per definirsi fiume, per la sua portata in temperatura costante, e costante d'acqua, e per la confluenza in un fiume di maggiore importanza, la Livenza, in cui entra in proporzioni tali da non sembrare un affluente. Per tanta parte del percorso il meschio
scorre attraverso Vittorio Veneto, da dove nasce, per cui può essere definito fiume vittoriese. Nasce a monte di Serravalle, come è stato detto questa mattina, da cui anche il nome Miscere Meschio. E il nome dialettale è Mesch. La prima memoria del Meschio compare in un diploma che l'imperatore Ottone I concede il 6 agosto del 962 al vescovo di Teneda Sicardo. Il vescovo di Ceneda era stato privato ancora nel 951 da Berengario II e dal figlio Adalberto di molti beni e diritti. L'imperatore era di ritorno da Roma dopo l'incoronazione nell'estate del 962 e si trovava a Como, dove si reca Sicardo, il vescovo, che gli presenta una supplica per avere almeno qualche parte dei suoi antichi possedimenti. L'imperatore acconsente e gli concede un diploma per cui la contea franca di Ceneda si trasformò in contea o comitato tedesco, con confini ridotti, con il presule creato vescovo conte autorizzato ad esercitare, oltre ai poteri religiosi, alcuni poteri giurisdizionali. Da quel momento si suppone che sia passato ad abitare nel castello di San Martino, attuale sede dei vescovi. E ecco la parte del documento in cui è citato il Meschio, è in latino, quindi non la cito, ma poi c'è anche la traduzione, in cui per la prima volta è citato il Meschio, Flumen Misco. Quindi l'imperatore concedeva al vescovo Sicardo tutta la terra che dipendeva dalla città fortificata di Ceneda, compresa fra la corte di Tovene, ci sono di Valmarino, e poi scorrere lungo il Meschio fino al Campardo, Colle Umberto, e da qui fino alla confluenza del Cervano col Monticano per tornare alla corte di Ceneda. Il Meschio viene ancora ricordato nella donazione dell'11 settembre 1093 che il conte cenedese Ermanno e sua madre Cunizza fanno alla chiesa di Santa Maria e San Tiziano di Ceneda. Si tratta di varie terre donate, fra cui una nona Iusta Miscum, eccetera, in cui viene nominato ancora il Meschio. Uno dei primi però scrittori a citare il Meschio fu un poeta fiorentino, Fazio degli Uberti, nel suo poema Il Dittamondo nel 1360, con versi che propongo, tratti da una edizione moderna che è praticamente dalla Dittamondo a cura di Giuseppe Corsi, Bari, la terza, 1952, di cui non vi leggo i versi per brevità perché il mio articolo è abbastanza lungo. Comunque è citato il Meschio, ma il primo vero cantore del Meschio è uno dei più famosi umanisti del Cinquecento, Marcantonio Flaminio. Nato a Serravalle nel 1498, vi soggiornò i primi 11 anni di vita, tornando poi per breve periodo nel 1525. Il rapporto con Serravalle fu pertanto soltanto da bambino, affettuosamente allevato dalla madre, la serravallese Vetturia, e dal padre Giovanni Antonio da Imola, pubblico insegnante di grammatica a Serravalle, che ne curò l'educazione. Pochi anni, ma sufficienti a creare nella mente del vivacissimo fanciullo un indelebile ricordo e un'immagine ricorrente del Meschio che più volte lo citerà con malcelata nostalgia nelle sue poesie in latino. Il tratto del Meschio che il Flaminio ricorda nelle sue liriche latine è quello che parte dalla sorgente fino al confine nord di Serravalle. Io ho espunto da tutte i Carmina del Flaminio 6 liriche, le ho proposte sia in latino e poi le ho proposte in varie traduzioni, perché il Flaminio era un poeta molto acclamato dal Cinquecento in poi e le sue traduzioni dal latino è stato tradotto in italiano a partire già dal Settecento per dimostrare quanto i suoi versi siano sempre stati apprezzati e studiati. Quindi ho proposto da queste carmi varie traduzioni a partire dal Settecento fino alle ultime degli studenti del Flaminio e quelle di Aldo Toffoli. E ne ho tratte dalle Carmine, dai Lusus Pastorali, almeno 5. E le trovate sia in latino sia poi nelle traduzioni italiane. Poi ci sono anche dei carmi dedicati una ad Alvise Priuli, una a Francesco Robortello, che erano dei suoi amici umanisti.
Dopo Marcantonio Flaminio, il Meschio continuò, però involontariamente causò un grosso guaio a Serravalle e toccò proprio al padre Marcantonio Flaminio raccontarne l'accaduto. Il 16 ottobre 1521 una frana staccatasi dai contrafforti del Col Visentin cade nel laghetto allora esistente nella zona di Forcal, interrandolo completamente. Il laghetto occupava il fondo di una depressione che si stendeva tra la frazione di Longhere e Savassa, era di forma ellittica e la sua dimensione è di circa 500 metri per 300. La massa d'acqua si riversò all'improvviso mentre infuriava un terrificante temporale sull'abitato di Serravalle, determinando rovine, colmando le strade di sassi, ghiaia e fango, provocando grandissimi danni. Fu una specie di vaiont ante litteram che ne deviò anche il corso del Meschio. I danni di questo tragico evento si possono visibilmente notare ancora oggi se uno va in piazza Flaminio, in via Martiri della Libertà e soprattutto in via Casoni, in cui le colonne dei palazzi sono sproporzionate rispetto all'arco, poiché ancora sprofondate nel fango e terriccio dell'inondazione, quindi rimaste interrate ancora per qualche metro. La notizia di questo disastro è stata raccontata da Gian Antonio Flaminio in una lettera a Bernardo de' Rossi in latino, di cui più volte è stata proposta nei secoli, portata a conoscenza e anche tradotta. Io qui metto l'ultima traduzione effettuata, che è quella di Aldo Toffoli. È una lettera lunga di 1 pagina e mezzo. I serravallesi però, dopo questa alluvione, non si persero d'animo, ripulirono la città dal fango e dai detriti, ricostruirono gli edifici caduti, restaurarono i pericolanti, misero le briglie al Meschio per poterne usufruire l'acqua senza paura e con i Meschet realizzarono nel 1598, per merito di Giobata Segato, una vera e propria opera di ingegneria idraulica che ammiriamo ancora oggi. Dopo Marcantonio Flaminio troviamo Alessandro Citolini, l'autore famoso della Tipocosmia, ma anche di alcune liriche, fra cui una dal titolo Della sua donna, in cui nomina il Meschio lungo le verdi rive del puro Mesco, Giva, eccoti, a caso secondo, eccetera. Ometto la poesia, che è tratta da una versi e regole della nuova poesia toscana, stampata a Roma da Aldo Bladola nel 1539 e poi anche proposta da Giosuè Carducci nella sua antologia La poesia barbara nei secoli XV e XVI, stampata a Bologna da Zanichelli nel 1881. Metto le due fonti in modo da poter trovarla eventualmente insieme ad altre poesie. Non mancò poi di ricordare Meschio ancora in latino, mentre Citolini l'ha detta la poesia in italiano, in volgare. Continuano anche le poesie in latino, soprattutto quelle di Piazzoni, 1500 e 1583, che lo nomina più volte, prima di tutto in un inno in latino in endecasillabi per il martirio di Santa Augusta Vergine, di cui faccio la citazione latina e propongo la versione poetica dell'abate Jacopo Bernardi del 1813. Poi ancora nomina il Meschio in una poesia per la morte dell'arcivescovo di Zara Andrea Minucci, che non è Minuccio Minucci, è lo zio Andrea Minucci, anche lui arcivescovo di Zara, che è sepolto nella chiesa fuori dalla chiesa di Sant'Andrea. Del medesimo autore, sempre di Piazzoni, abbiamo anche un epigramma proprio dedicato al Meschio e qui metto la traduzione di Aldo Toffoli. Un altro cantore serravallese del fiume che bagna la città è Guido Casoni, questo lo cita sempre il Meschio in italiano, che lo ricordò in più occasioni sia in poesia che in prosa. La prima volta in un'ode del 1602 che è preceduta da questo preambolo. Il fiume Mischio, detto dai latini Mesulus, famoso non tanto per la sua limpidezza quanto per la sua finezza, che dalle sue acque ricevono l'armi, scorre per placido corso per Serravalle, patria dell'autore, e è celebrato da Marcantonio Flaminio, poeta serravallese, illustre per purità e vivacità del suo stile, da Niccolò Minucci, che nei suoi più teneri anni scrisse felicemente versi eletissimi greci e latini, eccetera. E poi c'è la poesia in cui nomina il Meschio.
Poi lo nomina anche in prosa nel 1629 in un suo dialogo Ragionamenti interni. Si trova un capitolo della solitudine, ragionamento secondo. Un monologo di cui propongo l'inizio, che basta a comprendere le sue emozioni, che però potrebbero essere anche le nostre, quando ci richiama alla sorgente del fiume, circondata da una natura rimasta pressoché intatta fino ai nostri giorni. Io pure, a passo lento, involto in placidi pensieri, sono giunto al tuo piede, o ferteggiante Sentino, che è il Visentin, che sorgendo sopra le nubi pretendi quasi con cima di baciare il cielo. Ma poiché t'avvedi essere un piccolo granello d'arena rispetto alla di lui inaccessibile altezza, negletto ti stilli per dolore in lacrime interne, le quali dalle caverne del tuo seno, gocciolando ai tuoi piedi, formano questo fonte, il quale né agitato dal vento, né impedito da rami o da fronde caduche, conduce così l'altrui vista al tuo fondo, come se di cristallo purissimo fosse, e tutto ceruleo manda fuori l'acque limpide e chiare che, rompendosi tra bianchi sassi, scorrono in grembo al lago vicino, ove il fiume, mischiando le sue acque con le acque di lui, esse più copioso d'onde e acquista il nome di Meschio. Poi lo Pitergino Girolamo Amalteo, nato 1507-1574, nel porgere un omaggio poetico in latino al vescovo di Ceneda Michele della Torre, cita più volte il Meschio e le ninfe mesuline. Poeticamente però il Meschio fu oggetto anche di una favola pastorale assieme alla Livenza. Ne è autore Cornelio Amalteo, fratello di Girolamo, 1530-1603, con il poemetto in latino, una elegia di 228 versi, dal titolo Mesulus et Liquentia. Il Meschio è un satiro e Livenza è una ninfa che dopo varie vicissitudini furono convertiti in fiumi. Una traduzione italiana del poemetto dell'Amalteo è quella composta dall'arciprete muranese Angelo Dalmistro nel 1807 e ancora nel 17. E anche qui propongo l'inizio del poemetto dell'Amalteo e poi l'inizio della traduzione del Dalmistro. Nel 1591 Giovanni Bonifacio pubblicò l'Historia di Trevigi, nella quale non manca di ricordare Ceneda e Serravalle e il fiume Meschio che bagna le due cittadine. Io lo propongo dalla seconda edizione pubblicata nel 1744, che però è la stessa del 1591, e propongo la descrizione. Anzi, ne fa due descrizioni. Il Meschio cosiddetto dalla Savassa e dalla Negrisuola, piacevoli fiumicelli poco sopra Serravalle, insieme mescolati egli deriva, che verso levante correndo entra a Sacile nella Livenza, chiudendo dalla parte di sopra verso i monti Cordignano e Canea, ed entrando per Serravalle poco lontano, lascia dalla parte di sotto Ceneda, nel qual contorno nasce il Montegano, che similmente verso oriente piegando, cammina vicino a Conegliano, poi passa per Uderzo e da poi alla Mota entra nella Livenza. Così Serravalle, per merito delle acque del fiume Meschio, era diventata famosa per l'arte delle spade. È probabile che già nel XIII secolo le armi bianche serravallesi fossero conosciute e famose non solo nel territorio veneto. La prima testimonianza che cita, oltre Serravalle, il fiume Meschio e l'arte delle spade è quella di Marin Sanudo. Nella sua descrizione, intorno al 1490, di Serravalle nell'itinerario per la terraferma. Poi il Meschio viene citato anche dal bolognese Leandro Alberti, nel 1550 nel suo volume Descrizione di tutta Italia, e al di sopra ove mette il fiume I Mesuli, lo chiama, nella Livenza vedersi eccetera. Il Meschio viene anche nominato da Cristoforo Scanello, detto Cristoforo Cieco da Forlì. Lasciando il fiume Livenza vedersi il fiume I Mesuli, anche qua lo chiama I Mesuli, dove è posta la nobile patria di Serravalle, così nominata per essere dei colli cinta, fu edificata, eccetera. Poi in un'incisione stampa di Serravalle del 1581, dovuta a Monsignor Minuccio Minucci, il nipote di quello che ho citato prima, anche questo arcivescovo di Zara, nel retro della stessa si legge: i serravallesi sono più dediti naturalmente all'arme che alle lettere,
Né ciò è meraviglia, non essendo in tutta Europa luogo dove si fabbrichino armi, che le faccia più eccellenti per una certa occulta forza dell'acqua del Meschio, e perciò le spade di Serravalle si portano con gran guadagno non solamente per la Italia, ma in Germania, in Francia, fino nell'ultima Inghilterra. E stanno in Serravalle molti mercanti forastieri, i quali trattengono con sé gran provvisioni gli armaroli solamente per questo, che non lavorino per altri. Lo nomina ancora poi Giovanni Botero nelle sue relazioni universali. Per il concorso di gente si è empleata 3 volte di giro Serravalle, qui per beneficio delle acque del Mesola si fabbricano ottime armi, si fa traffico notabile di panni e grani. Altra peculiarità del fiume sono le sue acque molto pescose, e per i serravalesi pescare è uno dei passatempi preferiti, ricco com'era il fiume di trote e gamberi. Questi ultimi venivano spesso offerti come omaggio alle personalità di riguardo o agli ospiti di passaggio. Nel 1586 il cardinal Contarini, di passaggio per la città, tra gli altri doni ricevette 500 grossi gamberi accompagnati da un'elegante espressione latina: tibit mitit arundine pisces, quos saxosus tuis aluit mesurus mensis. Il sassoso meschio ti manda questi pesci che egli stesso allevò per le tue mense e catturò con la canna da pesca. C'è però un quartiere di Serravalle così legato al fiume da chiamarsi con lo stesso nome. Oggi topograficamente legato a Ceneda, era una volta un piccolo borgo, forse anche dimenticato dal centro. Lo si potrebbe desumere dal titolo più antico della sua chiesa, che si chiamava Santa Maria in Silvis, a ridosso del Meschio, che anche in questo luogo scorreva piano e carico di freschezza. I cenedesi prossimi al fiume furono certamente i primi a concorrere e a formare il borgo, poiché lì costruirono un ponte che dava accesso ai borghi vicini di collina, nascendo così attorno al fiume un primitivo insediamento che a poco si congiunse con Ceneda, mantenendo però una inconfondibile identità. Nel Seicento questa contrada raggiunse una grande prosperità per merito di una fiorente attività commerciale e artigianale. Una preziosa testimonianza ce la presenta lo storico cenedese Cinzio Graziani, quando nella sua vera descrizione di Ceneda, e l'ammetto, scrive a proposito del Meschio e lo cita più volte. Non ve la leggo perché altrimenti mi occorrerebbe troppo tempo. Altri poeti e scrittori del 6-700 fanno più volte cenno al fiume Meschio, come Toddo Costantini, Giambattista Mondini, Girolamo Lioni, Carlo Lotti e Giambattista Modolini. Anche l'Ottocento è ricco di richiami al fiume. Compare più volte, ad esempio, nel volume di Pietro Carnieluti. Il Meschio viene citato poi anche in occasione della visita dell'imperatore d'Austria Francesco I a Ceneda nell'aprile del 1825. Un omaggio in latino all'imperatore lo porge tra gli altri l'allora vescovo di Ceneda Jacopo Monico con l'Hymnus ad Aquilam Augustam, in cui alla fine i versi citano il Meschio e che nella versione italiana metto quelli di Giovanni dal Colle, un contemporaneo cenedese dell'epoca. Ricordo poi nell'Ottocento anche Lorenzo da Ponte, che dalla lontana New York, negli ultimi anni della sua vita, riandava con nostalgia al fiume della sua fanciullezza con questi versi: onde del picciol Meschio dovrassi e figlio umile, quanto imparò l'America nel dotto italo stile. Oppure, soviemmi ancor e dolce alla memoria come m'accolse il mitriato santo, del cui nome il bel Meschio ancor si gloria. E ancora nel discorso dei suoi allievi del 1829 si definisse un povero figlio del picciol Meschio. Dopo la metà dell'Ottocento, il nobile serravalese Ferdinando Casoni, 1822-1893, nel suo volumetto Liriche trova posto la poesia in riva al Meschio, e la metto tutta integralmente. Poi tra la fine dell'Ottocento e i primissimi del Novecento, il poeta cenedese Cesare Ugo Posocco, 1851-1915, in diverse sue poesie si fece cantore del fiume che attraversa la città, che dal 1866 aveva preso il nome di Vittorio,
con l'unione di due vecchi comuni di Cena e Serravalle. Eravamo agli albori della cartolina e in alcune di queste fu chiesto al professor Posocco di ornarle con i suoi versi. In una, con la veduta dei Meschietti, leggiamo questi versi: di Serravalle gli ardui monti e del Meschio strepitante l'onda e la pace idilliaca che regna fra le piante e la circonda spirarono le carte di Flaminio, cultor sacro dell'arte. In una seconda, Officina Caggi della Società Italiana, scrive: qui dove la silicea pietra si cuoce dentro le fornaci spumeggia il Meschio, strepita al basso delle rupi orride e audaci, forza motrice abbonda per l'elettrica luce ottima l'onda. E poi un'altra ancora in cui si vede il fiume Meschio al Pontavai con tanta gente, e detto anche qua altri versi. Però agli inizi del Novecento il fiume ebbe anche l'onore di dare il titolo ad un giornale. Fu l'insegnante cenerese Pietro Giusti, 1840-1919, che nel 1906 fonderà il settimanale Il Meschio, definendolo foglio settimanale degli interessi locali distrettuali. Il periodico di 4 fogli aveva sede a via Cavour numero 10, usciva la domenica e terminerà le pubblicazioni il 24 gennaio 1909, dopo 3 anni. Nel salutare i lettori aprì una sottoscrizione per i terremotati della Sicilia e della Calabria e il programma del giornale seguiva la linea democratico-radicale che a quei tempi significava un po' anticlericale e di sinistra, di consenso all'allora sindaco Giovanni Wasserman, che alla sua morte, il 19 agosto 1908, Giusti gli tesserà grandi lodi. Pure nel Novecento si trovano versi e scritti dedicati al Meschio, di cui propongo soltanto alcuni esempi. Per prima Rossano Zezos, che nei versi della canzone per gli italiani si legge: Vittorio Veneto, il Meschio dissettato, la gola arsa e bruciata di quei fanti, che il miracolo più grande ha rinnovato. Poi Rodolfo della Torre, 1889-61, un parmense che abitò a Vittorio Veneto dal 36 al 52, insegnando nei licei cittadini. Poeta e scrittore, fu un grande ammiratore della nostra città e dei suoi personaggi. Durante la sua permanenza scrisse e pubblicò il poema Vittorio Veneto, una raccolta organica delle sue poesie riguardanti molti aspetti della storia recente del paesaggio e dei suoi luoghi. Il poema contiene infatti 2 liriche, Sorgenti del Meschio e Al Meschio. Io propongo Sorgenti del Meschio. Purtroppo fu sull'argine del Meschio, voglio ricordare, nei pressi di Cordignano, che una triste mattina del 12 aprile 1944 Antonio Boffa, Giovanni Casoni e Temistocle Tomassi donarono la loro vita per la libertà di tutti noi, e un cippo eretto sul luogo del martirio li ricorderà per sempre. Vorrei terminare questo mio breve excursus con una divertente poesia in dialetto del compianto Aldo Toffoli, tratta dal volume Andar Poeta, versi in dialetto vittoriese, con le note dell'autore, che si intitola appunto El Mesc e che leggerete poi nel corso della pubblicazione. Grazie dell'attenzione. Grazie. Allora ringraziamo il dottor Giampaolo Zagonel e invitiamo la dottoressa Silvia Bevilacqua. La dottoressa Silvia Bevilacqua è docente di storia dell'arte al Liceo Marconi di Conegliano, membro della Commissione diocesana per l'arte sacra. Si è a lungo occupata della gestione dei servizi dei musei civici cittadini, si occupa di museologia e di ricerca storico-artistica in ambito locale e oggi ci parlerà delle fontane di Vittorio Veneto. Bene, allora intanto che si apre, vedete siamo in 2 perché in corso d'opera con molta generosità la dottoressa Sara Borsoi qui a fianco a me si è offerta di aiutarmi
soprattutto per gli aspetti un po' tecnici, e quindi sono felice che ci sia anche lei qui. Allora, di fontane io avevo già parlato un po' in questo libro, pubblicato nel 2009 da Kellerman, che però aveva, come dire, degli intenti poetici, no? Abbiamo appena parlato di poesie sul meschio, qui ci sono diverse poesie, ad esempio di Carlo Piasentin, mi fa piacere citarlo, e anche dei testi di Vittorino Pianca, per cui il mio ruolo era un po' così di presentazione. Poi l'interesse per le fontane da questo è derivato con delle attività fatte con Legambiente, che hanno avuto uno straordinario, cioè dei giri a Vittorio Veneto in bicicletta, insomma a conoscere, a scoprire le fontane, che insomma ha fatto capire quanto ci sia interesse intorno a questo. Interesse che possiamo tutti capire, il nostro interesse per la cura dell'acqua, questo oro blu del nostro millennio. Allora, quello che presenterò è proprio, come dire, fonti per la storia, quindi una presentazione un po' delle fontane, del senso, e ovviamente di non tutte le fontane che abbiamo censito, e delle ipotesi per il futuro, di come potremmo, come dire, utilizzare forse non è una parola adatta, ma insomma valorizzare forse è meglio, questo patrimonio che la città ha. E quando intendo città non intendo Cene da Serravalle Centro, ma la vastità del nostro territorio, così variegato, così diverso anche da altri territori. Finora abbiamo, come dire, censito un'ottantina di fontane, ok, non ve le presento tutte, se state sereni. Allora, la fontana che cos'è? Vado avanti. La fontana è ovviamente lo snodo di un sistema complesso, captazione dell'acqua, la maggior parte sono collegate all'acquedotto e comunque originariamente a fonti anche diverse, e captazione e trasporto, diciamo, dell'acqua. Però ovviamente le due parole importanti, diciamo, sono quando e dove, perché noi abbiamo ovviamente una storia stratificata delle fontane, quindi bisogna tener conto di dove sono e di cosa dicono in quel contesto, e dell'epoca in cui sono state realizzate. Le voglio usare, diciamo così, come una finestra, come un punto d'osservazione per vedere da quella fontana qual è la storia che mi viene raccontata di quel momento storico, di quel territorio, di quel borgo, di quel quartiere, e quindi con tutte le connessioni sociali e antropologiche che ci sono. Allora, la fontana è poi un oggetto funzionale, ci sono molte definizioni di fontane che ho trovato, arredi e punti essenziali per la definizione dei luoghi chiave del tracciato urbano, organizzando così la vita sociale della città e rispondendo ai bisogni dell'approvvigionamento idrico. E questa è solo una delle tante definizioni intorno a un argomento, quello delle fontane, che in Italia, proprio riguardo alla valorizzazione, soprattutto al sud e in Sardegna, ultimamente ci sono tante pubblicazioni, insomma gente università che si occupano esattamente di questo. Questo è un oggetto che è funzionale, però è anche esteticamente rilevante, no? La fontana che è stata scelta, abbiamo davanti da stamattina. Però normalmente noi non abbiamo, qualche volta, come nel caso, abbiamo il nome del committente, le colleghiamo alla costruzione dell'acquedotto, eccetera, ma raramente abbiamo nomi di artefici. Quindi è un manufatto che resta nell'ambito un po' schiacciato nel nostro territorio delle arti minori, che quindi hanno, come dire, l'aspetto tecnico prevalente quasi sull'aspetto estetico, concettualmente, anche se in realtà non è così guardando le fontane, mentre abbiamo una maggiore importanza ovviamente della committenza, quindi sappiamo, no, la fontana del Cardinale, ma non sappiamo chi l'ha fatta. Va bene, allora è lo sbocchio di un acquedotto, ma è anche lo scopo. L'acquedotto a volte ha avuto delle, come dire, diramazioni dovute proprio al fatto che bisognava portare l'acqua in quel posto. Allora adesso brevemente due parole, ma proprio per chi non è vittoriese e per chi non è
di quello che riguarda un po' il nostro acquedotto. Allora, dei punti fondamentali, perché poi ci serve per seguire un po' il discorso delle fontane. Quindi il primo acquedotto tracciato nel momento in cui si crea questa nuova città, e quindi con questo viale, con questo rettifilo, è l'occasione anche per organizzare un acquedotto. Il secondo step è quello tra il 1906 e il 1908, di cui è artefice questo Vincenzo Ferniani, di cui insomma ho già parlato in un'altra occasione nella storia di Vittorio, perché a lui spettano le costruzioni, gran parte delle costruzioni delle nostre centrali di Nove, siamo sempre legati all'acqua Nove Vallapisina. Poi c'è uno slancio negli anni 20 e 30 e poi negli anni 70 azioni quasi visionarie allora, tipo quella di portare l'acqua a Fais, quindi su per il Visentin. Ecco, solo acqua ho chiamato questa slide, poi nel testo sarà molto più lungo. Ogni fontana, intendevo questo nel dire dove è, di che epoca è e in che luogo, no, specifico. Allora qui abbiamo la fontana più famosa vittoriese, ma poi abbiamo una fontana con lavatoio nella zona di Pradalto, insomma, e poi i nasoni, queste fontanelle molto semplici, ma che ad esempio questa ha tutta una simbologia legata al fascismo, fatta poi in quegli anni. Le fonti da cui si è approvvigionato storicamente il nostro acquedotto sono state anche già citate un po' stamattina, e quindi le prime sono in zona Forcal, poi si sale Negrisiola. Mi è stato riferito da chi lavora all'acquedotto, non sono luoghi dove si entra, che nella zona appunto di Negrisiola le prese dell'acquedotto all'interno hanno il fascio e la data e l'anno quinto, quindi siamo attestate nel 27. Ci sono anche appunto fontane molto importanti, questa è una delle due presenti in centro, che negano il senso stesso della fontana. Queste sono delle fontane fatte per collaborare all'estetica di un luogo, e non sono, cioè queste fontane non si può prendere l'acqua in nessun modo, ok? Questo bordo estroflesso, a parte l'aiuola, ma proprio il bordo non permette, quindi è cambiato il modo di guardare le fontane nel tempo. Una piccolissima parentesi per dire che quando queste cose sono già state pubblicate e conosciute, ma forse non da chi non è vittoriese, dopo la Prima Guerra Mondiale Vittorio ha avuto un suo momento importante di immaginazione riguardo alla creazione di segni della memoria, e quindi questo è quel tempietto che doveva essere collocato nella zona del Monte Altare, mentre addirittura noi abbiamo i disegni conservati a Roma di Arnaldo Brasini, che aveva progettato, lui era solito, insomma era nel suo mood, diremmo oggi, fare queste cose, una fontana da porre sulle pendici del Pizzoc. Una montagna che sappiamo non avere fiumi da deviare, quindi era un progetto assolutamente visionario, com'è in Brasini. Giusto per precisare un po' la persona, lui in questi anni aveva progettato anche il Ponte di Messina, è il primo progettista del Ponte di Messina. Bene, allora, una prima parte del discorso, che poi troverete più ampio, riguarda le cosiddette fontane monumentali, e sono andata per zone: Ceneda, Serravalle, Centro, e poi vedremo. Questa è la fontana del Cardinale, e io mi sono chiesta, questa è l'iscrizione che è stata riportata e che è lì alla base, uscendo poi la potete vedere. Cosa può raccontare questa fontana? Può raccontare, perché l'obiettivo è un po'... possiamo attrarre delle persone di quel turismo slow che vogliono conoscere un territorio anche per vedere le fontane di Vittorio? La mia risposta ovviamente è sì. Questo è il Cardinal Michele della Torre. Ovviamente non ho nulla da aggiungere alle tante biografie
precise che sono state fatte, ma metto solo delle parole chiave. Questo personaggio, quando lo si studia, quando si legge la sua biografia, niente di più, si parla di Carlo V, di Caterina dei Medici, di Paolo III, del Concilio di Trento, di Tiziano, e quindi, come dire, guardiamolo, questa fontana adesso è molto osservata anche per, onestamente, per il degrado, no? Che la affligge, però dovremmo riuscire ad astrarre e a mettere questa fontana in relazione con il palazzo La Loggia e soprattutto con l'arco, no, che troviamo salendo per il castello, che doveva essere un po' l'accesso al suo giardino, al giardino del castello. Qui l'analisi che io propongo è un'analisi di tipo formale, che in realtà non è mai stata fatta, e quindi analizzando un po' la tipologia, ad esempio le 16 facciate, 2 volte 8, un cardinale commissiona una fontana e usa il numero 8, l'abbiamo già citato, che è il numero con cui abbiamo sempre fatto i battisteri, perché 7 giorni della creazione più l'8° giorno creano la completezza, e poi c'è tutto, qui vi faccio vedere la partenza, secondo me, no, di un'iconografia, quindi Jan van Eyck, che mostra questa forma della fontana, fonte della vita, con le 8 facce, e poi abbiamo questa struttura geometrica, questo forte, molto importante, è ben evidenziato anche da questo disegno qua sotto, no? Il cubo, e poi quella grande vasca monolitica che evocava sicuramente le fontane dell'età imperiale, no? Quelle che si ritrovavano nelle terme, che ha 4 cannelle, mentre i 3 putti che sopra tengono le cannelle di ferro sono 3, quindi 4 e 3, 7, le virtù cardinali e le virtù teologali, sottolineando che in tutta questa fontana, al di là del numero 8 e di questa simbologia, ma nella forma non c'è un elemento esplicitamente religioso, cioè quelli sono proprio putti, ad esempio, non sono angioletti. E quindi anche questa è una cosa da capire e da spiegare. Dov'era collocata? Lo sappiamo dalle stampe, ma lo sappiamo anche, mi piace citare, un dipinto che è qui in cattedrale, tra i 2 santi domenicani, Santa Rosa da Lima e San Domenico, c'è l'immagine della piazza con la sua fontana al centro, che è stata spostata 80 anni dopo più o meno questo dipinto, quindi adesso non mi ricordo la data, ma adesso la trovo, ma insomma non importa. Aspetta che ve lo dico, 1864, e quindi il dipinto è invece del 1876. L'intervento di Segatti, eccetera, su questo poi ne possiamo parlare. Vado avanti con altre fontane. Allora, ho saputo questa mattina, siccome questa fontana è appena stata restaurata e quindi le informazioni delle ultime cose le ho generosamente avute dalla restauratrice, quindi dalla dottoressa Emanuela Ruggio, che ci sarà una pubblicazione apposita su questa fontana e ne siamo molto, molto contenti. Il modello, come vedete, è sempre lo stesso, la sua fama così che l'ha portata davvero oltre i confini della città è questa della la memoria degli arditi, spero abbiano bevuto anche altri corpi, insomma senza distinzione, che si sono abbeverati, simbolo della liberazione dal nemico dopo l'anno dell'invasione, il 30 ottobre, eccetera, del 1918. Avranno bevuto anche nelle altre fontane, ma questa ha avuto sicuramente un suo ruolo, soprattutto perché un vento nazionalista, insomma, successivo, l'ha molto caricata di valori, adesso vi farò vedere. Questa, la struttura, la statua, è un elemento che sostituisce tutta la struttura che avevamo visto nella fontana di Ceneda, è un bel esempio seicentesco di ripresa di un tema dell'ellenismo prassitelico, e quindi questa fanciulla che esce o entra dal bagno, che fa vedere le sue forme, che crea questo dinamismo con questo drappo che è rovinato, però insomma ci dà l'idea, no, di tutto un movimento, il passo accennato, la testa che guarda dall'altra parte. Questa fontana, oltre ad aver avuto un elemento che io non riesco a trovare, nel senso che nel 20, non mi ricordo più, scusate, nel 30,
1984, sempre sì, Giuseppe Garbellotto aveva realizzato una copia in argento massiccio del peso di 4 kg che è stata donata a Mussolini e quindi dovrebbe essere a Palazzo Venezia, però io non sono riuscita a trovare, per cui apro liberamente la ricerca ad altri. Questo è invece una poesia di Mariano Luisi, forse non è proprio letteratura, però la nostra Fontana ha una poesia dedicata, quindi non generica. Perché? Perché quando il 24 settembre a Napoli nacque Maria Pia di Savoia, Giacomo Camillo De Carlo fece fare un'ampolla a Murano, la riempì con l'acqua della fontana di Salsa, della fontana degli Arditi, poi venne mescolata con l'acqua del Giordano e questa bambina venne battezzata a Napoli e tra l'altro c'è il filmato, insomma adesso che gli archivi di questo tipo sono più liberi si trovano queste informazioni. Ecco, non credo sia proprio la cosa poetica più importante della letteratura, però sicuramente ce l'abbiamo. Stesso momento, 1823, quindi dell'acquedotto, di quegli interventi degli anni 20 dell'acquedotto, questa fontana, allora vi metto subito la foto e corro via, nel senso che questa è un'immagine fatta durante il giro con Legambiente. Io dalla fontana e tutti gli altri dall'altra parte, perché ovviamente questa fontana non è apprezzabile perché è pericoloso sostarci davanti. Questi sono spunti di cui poi cercherò di fare un sunto. Vado via molto veloce con la fontana della Consolata, che è del 1839, quindi va a seguito, e poi vi faccio vedere, abbiamo appena parlato di Meschio. Ci sono delle situazioni a Meschio, no? Adesso parlo anche, come dire, un po' delle situazioni di degrado. Da un lato spazi di una fontana che adesso sono riempiti con un nasone piccolino, dall'altra parte quello è il recupero fatto a Meschio, la piazza molto bella, insomma, ne abbiamo sentito parlare tanto, ma insomma peccato che quella che doveva essere, insomma, il resto di una fontana adesso sia assolutamente muta, ma credo. Un'altra cosa, questa, consentitemi la tenerezza, mia sorella da piccola, seduta a 5 anni nella fontana della scuola Crispi. Adesso non credo che nessun comitato genitori, nessun direttore didattico farebbe costruire una fontana dove i bambini possono, chissà, compiere quali misfatti, e invece questa fontana c'era e ci dà l'idea che per rendere un luogo bello, no? L'idea della villa, la scuola che diventa davvero un luogo della bellezza, anche la fontana ci stava. Parco Papadopoli, è chiaro che la presenza delle acque sono importanti, e ho messo anche il Castello del Vescovo, che è vero che è privato e quindi questa è un'indagine sulle fontane pubbliche, però non credo che nessuno di noi vittoriese consideri quell'androne un posto privato, nel senso che siamo abituati ad entrarci, ad abbeverarci da una fontanella che c'è lì a sinistra, a guardare la vaschetta dei pesci, e a destra c'è anche una lapide che ricorda appunto la presenza delle acque. Il centro. Allora, vedete, comunicazione anni 60 di com'era di quanto bello è il nostro territorio, ovviamente attraverso le fontane del centro. Sulla struttura del centro, sui piani per la città sono stati pubblicati libri che citerò solo per consentire un po' a tutti di capire, ma non in questo momento. Abbiamo trovato, insomma, quegli stabilimenti meccanici e fonderia di metalli Gallieni, Viganò e Meazza, i costruttori, insomma, di queste fontane del centro. Qui abbiamo anche una loro pubblicità che si dicono proprio costruttori di fontane. Allora, molte volte si è parlato del discorso della Garden City, Garden Town. Ovviamente sono termini che usiamo, ma magari bisogna avere un po' più di attenzione, nel senso che quei progetti, quelle idee delle nuove città inglesi nascevano proprio per
far calare la pressione sulle grandi città creando dei quartieri, e che questi quartieri avevano come modello giardini, vialetti, uso dell'acqua. Da noi è un po' il contrario, nel senso che bisogna creare la città, no? Creare il centro, e lo si fa utilizzando questo sistema dei giardini che permettono, come dire, la passeggiata, sentire gli uccellini, le acque, senza i pericoli, no, di fare una passeggiata fuori. Diversi tipi di fontane, descrivo questa dei tritoni perché questi tritoni, che avevano la caratteristica di rigenerare i propri arti mutilati, no? Nella mitologia, in questo caso hanno gli arti mutilati, ma molto in questo momento la situazione è questa. Questa è una fontanella molto diversa dalle altre, perché la forma questa probabilmente proviene da altri luoghi, da un'altra villa, è stata qui collocata in questo luogo, in questo spazio pubblico. Sappiamo tutti questo completamento che è stato fatto con l'altalena, un plexus in aere, la fusione in bronzo nel 2002, fatta dalla Fonderia De Poli, allora diretta da Ettore Marchesini, del calco in gesso che noi abbiamo al Museo del Cenedese. Quella di destra è simile a quella fatta per la scuola Crispi, no? Dei sassi, un balaustro, l'acqua che scende delicatamente e che fa sì che il muschio cresca e quindi partecipi, a seconda delle stagioni, proprio a trasformare questa. L'unico posto in cui si può bere è questa, no? Alla fine di tutta quell'acqua è tutta un'acqua da guardare e non toccare in qualche modo. No. Allora, la fontanella delle Generali, la nostra casetta dell'acqua, siamo già? Minuti, Aiuto, cinque. lascio. Nostra fontanella del ciclista, no? L'acqua è effettivamente fresca perché viene da tubi di ghisa dell'acquedotto vecchio, e quindi effettivamente, siccome la percezione del buono noi ce l'abbiamo, dell'acqua buona anche dalla temperatura. Fare le vasche in centro vuol dire assolutamente passare intorno a questi. Vado via velocissima. Per lasciare, vi chiedo 5 minuti. Serravalle, citati i Mesquet, e i Mesquet a Serravalle sono stati usati anche per quelle funzioni che altrove venivano utilizzate dalle fontane, venivano fatte dalle fontane. Questo, vado avanti, Santa Augusta nel 31, questa forse la fontana più bistrattata della città, perché ci parcheggiamo addosso e quindi questo non è piacevole. Qui introduco tutto un discorso sulla necessità di recuperare il paesaggio sonoro. L'abbiamo nominato tante volte, no? Il suono dell'acqua. È difficile in una città recuperare il paesaggio sonoro, però forse un progetto a lungo termine questo può anche essere. Le fontane, che sono a pochi metri, diciamo, dal centro di Serravalle, ma che ci parlano di una civiltà agricola. Ecco quando dico il luogo è importante, no? Lavori fatti dalla comunità montana per ripristinare le fontane, che però ci hanno tolto, un po' a parte tutto, ci hanno tolto un po' la verità, la storia di queste fontane, le hanno restaurate come fossero delle cose che devono essere usate. Su questo magari, ecco. I nasoni che dichiarano il loro essere tedeschi e perciò efficienti, ve ne faccio vedere altri con gli stemmi eccetera, poi li troverete, e poi la serie delle fontane mute, le fontane che non servono più, che non è che dobbiamo ripristinare, ma dobbiamo ragionare. La cosa più folle è forse questa fontana, quella che si trova dai Vigili, che non è stata costruita e non è mai stata messa in funzione, quindi veramente una cosa molto 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 strana. Ovviamente un grande spazio all'acqua nei borghi, ma vado via davvero veloce. Ecco, trovo che quella a destra è quella di Valcalda. Se stare nella fontana di Valcalda vuol dire ammirare la vallata, è un posto che meriterebbe, come dire, una panchina e un luogo di sosta. Questa è la mia preferita. Negrisiola, il Borgo Botteon con le sue infinite acque e le sue fontane, anche Sant'Augusta, l'importanza di questo pozzo, la fontana dei Schiavinei, che è sottoterra, quindi una cosa molto particolare. E poi finisco dicendo uno che già bastano le fontane per giustificare un viaggio a Roma, lo diceva Shelley, e io dico bastano le fontane per giustificare un viaggio a Vittorio.
Velocissimo, oltre al fatto che vi ringrazio, ma credo che una bevilacqua sulle fontane ci poteva stare, il nostro simbolo, la nostra Nike era una fontana, era parte di una fontana, quindi abbiamo, come dire, inconsciamente un'eredità molto, molto lunga. Vi rubiamo altri 2 minuti per farvi vedere il progetto e lascio a Sara. Sì, grazie mille. Allora, io ringrazio Silvia per avermi coinvolto in questo suo progetto, in questa sua sorta di schedatura, e mi ha coinvolto chiedendomi di rappresentare su una carta di Vittorio Veneto tutte le fontane finora censite, quelle che avete visto sostanzialmente, più altre. E nel chiedermelo, gli ho detto: ma perché, Silvia, limitarsi a cartografare delle fontane quando potremo creare un vero e proprio database delle fontane che potrebbe essere implementato e può aprire a delle prospettive culturali, sociali, antropologiche o turistiche, come alla realizzazione di un qualcosa di interattivo che possa essere fruito da tutti nella consultazione. E quindi abbiamo utilizzato il GIS. Vado velocissima perché il tempo è pochissimo, e avevo, proprio giusto per introdurvi e spiegarvi cos'era il GIS, non potevo oggi non inserire questa cartografia della metà dell'800 di John Snow, medico inglese, che per chi utilizza il GIS noi la consideriamo un po' un GIS ante litteram, cioè una messa a sistema in una carta geografica di una serie di dati, non per forza territoriali, ossia 800, epidemia del colera nel quartiere di Sceaux, decide di indagare, capendo qual era la fonte principale di questo problema, schedando di fatto tutti i malati nelle varie vie. Vedete quei rettangolini neri su ogni via, sono tutti i casi di colera, e tutte le pompe d'acqua appunto della città, per arrivare fino alla pompa d'acqua incriminata, quindi una schedatura sia delle pompe e dei casi. Ed è la stessa cosa che oggi sostanzialmente un po' si fa col GIS, mettere appunto a sistema vari dati sia territoriali e non. E più o meno è quello che abbiamo fatto io e Silvia, non mappare fonti d'acqua di morte, ma fonti d'acqua di vita, direi. Per farvi capire abbiamo fatto degli screenshot di quello che è poi il programma utilizzato, e su una base cartografica, in questo caso OpenStreetMap, abbiamo geolocalizzato tutti questi oggetti fontane, che qui vedete rappresentate con colori diversi, perché abbiamo già voluto dargli una sorta di schedatura tipologica, la monumentale, i lavatoi, i nasoni, le fontane scomparse. E questo strumento permette poi di interagire con ulteriori fonti cartografiche, in questo caso un ortofoto, e permette anche di fare delle indagini con ulteriori elementi che qui non abbiamo messo a sistema, però potrebbero essere anche basi cartografiche storiche, catastali, per capire per esempio dove sono collocati, in che proprietà, chi è il proprietario. Non sempre sì, la proprietà è pubblica. E per ogni fontana c'è in realtà dietro una scheda dati, che è proprio una banca dati implementabile, e ad ogni riga voi vedete l'oggetto fontana, ad ogni colonna tutte le informazioni. Questa è una prima scrematura che abbiamo fatto, e sono delle primissime informazioni che noi abbiamo inserito, non sono ovviamente esaustive, e abbiamo voluto appunto inserire una denominazione, dargli un nome a queste fontane, l'indirizzo, la tipologia che abbiamo descritto prima e una fotografia. In questo modo si crea una sorta di geodatabase di questi oggetti che, rendendoli poi fruibili nel web, permettono la consultazione all'utente. Quindi cliccando sull'oggetto fontana, come in questo caso nel pallino rosso, apparirà una scheda con questi dati che inizialmente abbiamo inserito. Quindi qua faccio alcuni esempi di fontane che sono anche già passate. Brevemente, per le prospettive future, l'idea è quella di mettere a sistema, divulgare e rendere usufruibile, non abbiamo ancora capito a chi, come e in che modalità,
Però l'idea è quella proprio di creare un web GIBS consultabile. Abbiamo fatto una brevissima indagine su quali altri esempi in Italia esistessero, sono soprattutto di tipo istituzionale, come nel caso di Milano, che vengono mappate tutte le fontane d'acqua, le case d'acqua proprio a scopo di cittadinanza. Nel caso di Venezia c'è una mappatura di questo tipo, i colori rappresentano la localizzazione per sestriere e utilizzano Google Map, quindi immaginiamo che vengano utilizzate soprattutto per turisti e quindi hanno l'indirizzo e come raggiungere queste fontane. Esiste in realtà già un sito, fontanelle.org, dove mappano già un po' di fontane. È una mappatura a scopo soprattutto ricreativo e vedo che molte app le utilizzano per chi corre, chi va in bicicletta e quindi ha necessità appunto di avere dei punti d'acqua. E alla fine di tutto, che è quello che poi troverete anche nella pubblicazione, alla fine, utilizzando il GIS, siamo arrivati a questa rappresentazione cartografica che sicuramente non è esaustiva di tutte le fontane, ma è un punto di partenza. Una rappresentazione che fa vedere innanzitutto questa distribuzione da nord e sud e che segue proprio quella che è poi l'urbanizzazione di Vittorio Veneto, dai borghi fino ai centri principali. E che dà la possibilità di riflessioni su molti ambiti, anche quello turistico, che lascio appunto a Silvia. Bene, non vi ho presentato Sara, lei è laureata in geografia ed è poi una specializzata in urbanistica e io l'ho conosciuta lavorando insieme per il dossier UNESCO. Vi ringrazio, trovate fuori questa cartina che secondo me è un'idea di quello che potrebbe essere l'uso di questa mappatura delle fontane. Grazie. Grazie. Quindi ringraziamo la dottoressa Bevilacqua e anche la dottoressa Sara. E ora chiamiamo la dottoressa Miriam Curti. La dottoressa Miriam Curti, laurea in lettere, già insegnante di italiano e storia alle scuole superiori. L'area di interesse è la storia locale, pubblica numerosi articoli e saggi su giornali e riviste. Insieme ad altri studiosi ha pubblicato 10 monografie di storia bellunese su argomenti vari. L'ultima è sulle donne bellunesi dal XV secolo al 1950. E ci parlerà dei passi barca del fiume Piave da Civital di Belluno a Quero. Va bene, allora io comincerei passando... Già lui che fa. Lo fa lui. Partirei, la prima slide è di un ponte. E il ponte è il dipinto di Moec del ponte ottocentesco di Belluno. Difatti parto da Belluno e arrivo fino a Quero. Sono 440 chilometri, quindi... No. E da Belluno fino a Quero, fondamentalmente, nemmeno a Quero, c'erano dei ponti anticamente. Ne vedremo per un periodo molto breve, sarà a Cesana, ma c'è la necessità in questo periodo di avere qualcosa di diverso per passare da un luogo all'altro del Piave. Il Piave che peraltro, permettetemi di dire che per i bellunesi è una specie di autostrada. L'autostrada che partiva da Perarolo e arrivava a Venezia, attraverso la quale arrivavano giù arrivava giù il legname, ma anche le persone, perché diventerà per un periodo di tempo anche il luogo per l'acquisto. Passare il Piave anche nelle zone dove il letto era più largo diventa abbastanza difficile. Nei registri dei morti delle varie parrocchie lungo il tragitto del Piave troviamo molte morti addirittura nei giorni nostri, nel 1900. Troviamo per esempio uno che era andato in pellegrinaggio, il priore della confraternita del Santissimo Sacramento,
momento che, ritornando dal San Fermo di Belluno, si ritrova a annegare nel Piave. Lo trovano a Quero e siccome trasportare da Quero a Mel un cadavere era particolarmente difficile, lo seppelliscono a Quero e non a Mel. Ne troviamo nel 78 un'altra persona invece che 1878 che ha avuto una grossa fortuna. Era entrato nel Piave a raccogliere legna. Ci sono le priere improvvise dell'acqua del Piave. Fortunatamente c'erano quelli del traghetto del Passo Barca di nave che sono riusciti a soccorrerlo e poi hanno chiesto al comune di Mel se per piacere gli dava 4 soldi per aver salvato una persona. Comunque troviamo bambine che sono andate a raccogliere l'acqua, il terreno, il legna nell'acqua del Piave e che sono state travolte dalle acque. Quindi non era possibile attraversare senza pericolo il Piave. Per cui noi troviamo che da Belluno fino a Quero abbiamo questa serie di passi barca. Come è fatto un passo barca e quali caratteristiche può avere? Io ne ho trovati di 3 tipi. I passi barca per persone, che assomigliano fondamentalmente a una barca normale, i passi barca per i somari, gli asini o cose del genere, quindi portano animali che hanno un basto e che portano dei materiali, passi barca per carri, quindi con strutture più ampie o meno ampie e che permettono il passaggio da una parte all'altra. Vi aggiungerei anche un'altra cosa, che si ritrovano non sempre da tutte le parti, in tutti i passi barca, ma sono abbastanza frequenti, direi che quasi in tutti troviamo queste 3 tipologie diverse. E un'altra cosa che vorrei mettervi in risalto è che il Piave divide territori completamente diversi. Se verso nord, ecco adesso qua siamo a San Felice, la chiesa di San Felice è il primo passo barca che noi troviamo. Ho adoperato la carta del Fonsac, che è una carta che è stata fatta nel 1798-1805. in cui vengono riportate anche proprio le barchette, per cui è possibile vedere. Qua noi abbiamo la chiesa di San Felice e direi che è un passo barca abbastanza recente, nel senso che è la prima volta che viene documentato nel 1468, quando un notaio bellunese, Bartolomeo Cadassico, manda una lettera al Consiglio di Belluno dicendo: se mi lasciate mettere su un passo barca vicino al mio mulino, voi avrete dei grossi vantaggi, perché la gente che viene di solito dalla zona della parte del Lagordino arriva, trova immediatamente il passo barca, non si sposta verso Scalon o verso altri passaggi, ma va verso San Boldo, e voi avrete molti soldi alla muda di San Boldo. Il Belluno, nicchiando un pochino, con una maggioranza non molto alta, dà l'assenso e per 80 anni gestisce la famiglia Cavassico. Tra l'altro il figlio sarà anche lui notaio, uno addirittura è poeta, eccetera, quindi è una famiglia anche abbastanza, non diciamo benestante, culturalmente evoluta. Poi il comune di Belluno vuole più soldi. E allora a questo punto i Cavassico dicono: no, noi non ce la facciamo, anche perché gli avevano chiesto dei soldi in più, in quanto durante una piena le barche
si erano sprofondate. Quindi dice, noi dobbiamo pagare e mantenere le barche e in qualche volta ci sono le piene. Dobbiamo, oltre a dare l'olio per l'altare di San Sebastiano, dare anche dei soldi, noi non ce la facciamo più e quindi passano ad altri. Vi direi che quindi arriviamo alla metà del 500. Nel 600 il passo da barca di San Felice, che si ritrovava, avete visto una chiesa, in una località abbastanza importante, in quanto diventa la pieve di San Felice, che poi diventerà la pieve di Trichiana, assumerà un notevole rilievo anche perché i Brandolini comprano delle miniere ad Agordo e quindi con le miniere di Agordo portano giù il vetriolo e poi fanno arrivare ad Agordo per i minatori, fanno arrivare a San Felice per l'osteria che c'è, il vino, quindi c'è un lavoro, un traffico di andata verso nord e un traffico di ritorno verso nord. Questo passo barca fino a quando resiste? 1930. Quindi 100 anni fa noi avevamo ancora il passo barca. Un passo barca che peraltro funziona abbastanza poco. Nel 1912 al comune di Trichiana arriva una lettera in cui si dice la barca di San Felice non funziona e quelli di Trichiana rispondono: la barca di San Felice vuole 1 lira al giorno, 365 lire. Quelli che hanno prontolato non usano quasi mai il passo barca, se vogliono prendere il treno vadano a Belluno o se no vanno a farsi il giro da qualche altra parte. L'anno dopo ovviamente lo rimettono e si mettono d'accordo con Sedico perché questo passo barca funzioni. Comunque, ed era una delle cose che dovevo dire, magari le volevo dirle in fondo, ma le dico subito. Nel primo periodo, per avere in gestione il passo barca, colui che ne prendeva la gestione doveva pagare ai comuni una certa quota e in più doveva dare delle garanzie. Questo succede con il passo barca di Trichiana, succede col passo barca di Nave, eccetera. Nell'ultimo periodo, che significa 800 e inizi del Novecento, non più i passi barca devono pagare ai comuni, ma sono i comuni che devono pagare il servizio ai passi barca. C'è quindi un cambiamento sostanziale tra il dare e il ricevere. Quindi sono passati a un discorso in cui il cittadino deve avere il diritto di passare dall'altra parte. Immediatamente dopo troviamo un altro passo barca che non si sa bene dove sia stato localizzato. Nel Fonzac non viene messo e viene generalmente messo come passo barca di Mel. Che cosa succede? Dunque, Trichiana si ritrova nel territorio di Belluno, è una pieve di Belluno. Mel è un contado autonomo, con un suo statuto, con una sua dedizione a Venezia particolare. E cosa aveva pensato di fare quello di Mel? Allora, avevano il passo barca di Nave. Passo barca di Nave che peraltro, direi, dal toponimo è forse il più vecchio passo barca esistente. Il termine latino navis navis ci indica che era ancora in epoca romana. Qualcuno dice, ma veniva dalla Claudia Augusta Altinate. Sì, se c'era, perlomeno c'era una diramazione. Io non sono molto convinta che il ramo principale della Claudia Augusta passasse per Pradaradico. Comunque, sicuramente da Pradaradico passava una strada importante. E quindi là, ancora in epoca romana, c'era questo passo barca. E difatti diremmo che le nostre notizie sui passi barca sono attorno dopo il 1000. Sappiamo dell'uso del Piave da parte degli Zattieri per la costituzione di un'associazione di dendrofori ancora nel secondo secolo, però le notizie sul passi barca e cose del genere sono dopo il 1000. Bene, questo passo barca che vi dicevo oscillante
tra la località di Farra, la località di Pagonia e Sottomel era ancora prima che i Cavassico credessero, quindi ancora quattrocentesco e forse trecentesco, e faceva a un certo punto, dopo che i Cavassico hanno abbandonato il Passo Barca, farà concorrenza alla barca di San Felice e lo sposteranno al confine, anzi perché c'era uno che aveva gestito, un certo Lusa, che aveva gestito in contemporanea il Passo Barca di San Felice e il Passo Barca dall'altra parte, faceva la concorrenza, per cui ce n'era uno solo e nessuno ha brontolato. A un certo punto però hanno cambiato i passi barca e si ritrova che quelli fanno pagare di meno quelli di Mel rispetto a quelli di San Felice. E allora a questo punto un certo Como, che è il barcaiolo del Passo Barca di San Felice, decide di rivolgersi al Consiglio di Belluno. Il Consiglio di Belluno manda a appurare la situazione e decide che le barche erano troppo vicine al confine e che facevano effettivamente concorrenza, prendono e bruciano le barche di Mel. Si arriverà ad un accordo a questo punto che non potranno mai superare la linea di confine e dovranno spostarsi in qua e quindi potranno comunque fare il passaggio tra la zona di Mel e il territorio di Belluno. Quindi il Mel veniva a avere un passo barca che andava verso il territorio di Belluno e un altro passo barca che andava verso il territorio feltrino. Fino a quanto dura questo passo barca? Ma guardate, io ho visto che c'era una lettera mandata proprio a Mel in cui si diceva che durante l'età napoleonica e l'età austriaca i passi barca avevano perduto il loro traffico per motivazioni legate a battaglie, legate all'occupazione, eccetera, e chiedevano una rifusione dei danni. Non viene elencato assolutamente questo passo barca di Mel. Il Fonzac non lo mette. Quindi vuol dire che dura fino quando esiste la Repubblica di Venezia. L'altro passo barca è il passo barca di Nave. Nave, che vi dicevo prima, era una delle antiche. Dove arriva? Arriva nel territorio feltrino, quindi Santa Giustina. I feltrini, peraltro, non è che facciano grandi lavori perché arrivi bene la barca dalle loro parti, anzi quelli di Mel brontolano per le difficoltà di sbarcare dall'altra parte. Cos'ha questo passo barca? Beh, intanto, prima cosa, è un porto. È un porto dove si portano, a cosa si portano? Beh, per esempio vi posso dire che si porteranno le pietre per la costruzione dell'attuale chiesa di Mel, fatto il contratto. Dal porto di Mel partono i signori Zorzi e i signori Gritti e vengono ricevuti dal porto di Mel e partono di là dal porto di Mel. Si mandano dal porto di Mel i doni ai Gritti e agli Zorzi. Poi ci sono anche, non so, love story raccontate da un certo Clemente Miari di una donna che a un certo punto di nascosto arriva dal suo amante che era il capitano del castello di Zubelle, insomma, che viene raccontata appunto da Clemente Miari. Dice, lui l'aspetta e tutti loro chiacchierano perché sta donna aveva abbandonato Belluno, era appena diventata vedova ed era andata dal suo amante. Quindi ci sono tante storie su questo porto di Mel. E vi aggiungerei anche un'altra cosa. Vicino alla nave c'era la zona di anacquazione. Voleva dire che arrivavano là tutte le piante che poi,
con il loro relativo stemma venivano messe in acqua e mandate verso Venezia. L'anacquazione si avrà sia qua, sia si ritrova per esempio vicino a Bardiessa dove c'è la rimonta, si ritrova a Quero o da altre parti. Altro passo barca, Cesana. Cesana è un passo barca, direi, che è documentato ancora poco dopo il 1000. E aggiungo, c'è però una cosa strana nei riguardi di Cesana. Nel 1200 e dunque un attimo solo, 1225, il Cambruzzi, che è lo storico di Feltre, dice che c'era un ponte. Non vi so dire come fosse questo ponte, non ci sono descrizioni c'è sicuramente in mezzo un isolotto, quindi probabilmente dalla motta dove si trovava il castello di Cesana fino al ponte, e poi da là probabilmente una passerella. E si parla di un ponte a passerella fino alla visita del Sanudo. Il Sanudo viene a visitare il territorio bellunese e siamo con il Sanudo al 1548. Un attimo solo, sì, un momento. 1483 fino al 1483, quindi c'è un periodo di 200 e rotti anni in cui c'era il ponte, poi questo ponte non si sa come, non si sa in che modo, sparisce e là abbiamo delle solite beghe tra Cesana, che quando i tre fratelli di Cesana, Demozzi, Vergerio e Colle, comprano il tutto, avevano anche la parte di là, per cui avevano la possibilità di tenere anche dall'altra parte, di far pagare la muda, eccetera. Poi questa parte gli viene tolta e quindi ci sono la serie di contrasti con la comunità feltrina per la muda, per il passo barca, per queste cose. Allora, troviamo periodi in cui i Cesana riescono di nuovo ad avere questo passo barca e periodi in cui i Cesana non riescono più ad averlo, e con ovviamente liti di vario genere. Sappiamo addirittura che a un certo punto gli hanno dato il passaggio gratuito, solo alla famiglia. Quindi voi volete passare dall'altra parte con le vostre cose, noi non vi facciamo pagare niente. Comunque il rapporto tra Feltre e Cesana non è un rapporto paritario, in quanto ovviamente Feltre è una città molto più significativa della contea di Cesana, la quale faceva fatica a sopravvivere. Non mi dilungo in altre cose perché non è il tempo. L'ultimo passo barca che è importante e che è significativo è quello di Quero. È un passo barca, volevo dire un'altra cosa. Su Cesana è difficile trovare materiale. Perché? Perché la parte riguardante la contea di Cesana è stata bruciata nel 1917, perché c'era l'invasione e dovevano scaldarsi i soldati. La parte religiosa hanno demolito una chiesa dove c'era vicino alla chiesa, che era vicino alla parrocchiale, c'erano delle stanze dove si teneva l'archivio e si tenevano altre cose, non sapendo dove mettere il tutto, hanno pensato di mantenere le copertine in cuoio e di bruciare tutto il resto. Per cui effettivamente scrivere su lentiai è veramente difficile. Adesso andiamo in un altro posto sul quale è tremendamente difficile scrivere. Quero e la zona attorno a Quero. Perché la zona attorno a Quero è tanto difficile? Perché durante la guerra 15-18 era la zona del fronte
l'archivio parrocchiale, l'archivio comunale del comune che attualmente si chiama Setteville, che è Quero, Bas e Alano, perché è formato da poco, non ha assolutamente nulla. Si trova qualcosa nell'archivio di Treviso. Perché nell'archivio di Treviso? Perché quella zona non apparteneva né a Feltre, ma apparteneva a Treviso. Non solo non apparteneva alla diocesi di Ferte, ma apparteneva alla diocesi di Padova. Quindi un pochino separato dal tutto. Cosa c'era di particolare in quella zona? Vabbè, era molto stretta, era un posto dove c'era addirittura la catena perché dovevano pagare il dazio, e era una zona pericolosissima. Ci sono elenchi lunghissimi di morti che sono stati sbalzati dalle zattere nella zona di Quero, e quindi a Quero passare a Quero diventava sempre un po' un terno al lotto, soprattutto per i passeggeri. C'erano, direi, 3, chiamiamole così, passi barca differenti. Un passo barca che vediamo arrivava da per gli animali da soma, un passo barca a Fener per i carri, e poi a Vas uno per i carri e anche, ma che fossero piccoli, che andava verso Caorera, che era la parte vicina alla montagna di Lentiai. Quindi c'erano queste 3 possibilità, quindi non c'era un unico passo barca, ma ce n'erano addirittura 3 con caratteristiche differenti. Ultime cose da mettere in risalto. Direi che per i contrasti che sono frequentissimi tra vicini, lotte che si ritrovano da una parte e dall'altra, e che questi passo barca perderanno nel 1930 nel caso di Ricciana, ma perderà anche tutta la parte dell'importanza della Piave, scadrà soprattutto dopo il 1886. Perché nel 1886 arriverà la ferrovia Treviso-Belluno e quindi molto legname andrà in ferrovia. Poi nell'86 ci sarà anche la costruzione del ponte di Cesana, che permetterà quindi una comunicazione più diretta dalla sinistra Piave alla destra Piave. Esistono i ponti di Quero, esiste il ponte di San Felice, non c'è nessun ponte tra Mel e la destra Piave. Quindi non c'è il passo barca, però bisogna fare regolarmente il giro. Basta, penso di aver detto quasi tutto. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Miriam Curti. Buonasera, allora adesso riprendiamo con il dottor Spada che ci parlerà della fluidazione libera e legata, parliamo di zattere, dei legnami lungo il Piave da Perarolo a Venezia. Prima di passargli la parola vorrei ricordare chi è il dottor Guido Spada. Si è laureato presso l'Università di Padova in Scienze Forestali. Nel 1977 entra a far parte come ufficiale nel Corpo Forestale dello Stato e viene destinato come prima sede presso l'Ufficio Azienda di Stato Foreste Demaniali di Vittorio Veneto, con l'incarico di vice amministratore della Foresta del Cansiglio e di Somadida.
Nel 91 avrà l'incarico di comandante provinciale per le province di Treviso e Venezia, incarico ricoperto fino al 2011. Per la Collana Verde, edito dal Comando Generale di Roma, ha pubblicato alcuni lavori riguardanti la foresta del Cansiglio e di Somadida ed articoli riguardanti le attività del Corpo Forestale dello Stato. Dal 2014 è socio del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche. A lei la parola. Buonasera a tutti. Innanzitutto voglio fare una piccola precisazione perché qualcuno ha detto perché hai scritto legnami e non legname. Legnami l'ho scritto per due motivi. Primo perché in tutte le norme da Napoleone in poi si parla sempre di trasporto legnami, quindi da un punto di vista normativo, e secondo motivo perché legnami si intende vari assortimenti che le zattere trasportavano, non solo tronchi, bordonali, squadrati, tavole, quindi legnami per me si intende tutto quello che riguarda il legno. Ecco perché ho usato il termine legnami, anche perché quando io adesso leggerò alcuni articoli capirete il perché. Allora, inizio velocemente a mostrare alcune. Partiamo da questo presupposto. Il Piave da Perarolo a Venezia era l'antica autostrada di una volta per quanto riguarda il trasporto di tanti tipi di merce. Pensiamo che in un anno, grosso modo, transitavano dai 3.000 e rotte zattere che partivano da Perarolo e arrivavano a Venezia. Per quanto riguarda il numero di tronchi che il Cidolo a Monte di Perarolo rilasciava per la grande menata, si arriva anche a 300.000 tronchi. Ci sono commercianti che chiedevano di avere la concessione, la licenza per 50.000 tronchi, quindi erano numeri molto importanti. Adesso se riusciamo, iniziamo appunto inizialmente da dove provenivano i tronchi? Dal Cadore, dal Comelico, da tutta la parte alpina. Dei torrenti laterali, quindi erano diciamo anche un po' impetuosi qua e là, si costruivano delle stue, qualcuna forse sa, sicuramente sapete cosa sono, oggi non ce ne sono più. Ho trovato questa bella foto che riguarda l'Alto Comelico, per cui si vede esattamente Padola, quella di Padola, che era la più importante. Le stue in genere, se noi leggiamo i documenti, vengono richieste anche da privati di poter costruire delle stue, quindi dovevano avere anche una concessione governativa a quell'epoca del Consiglio del Cadore e poi successivamente da altri, per cui questa serviva per raccogliere tutto il legname che dalle valli laterali del Boite, del Piave, del Cordevole che confluivano sulle aste principali. Quindi queste servivano per inacquare i tronchi, far sì che si formasse quasi un'alluvione, diciamo, per far sì che questi tronchi venissero trasportati dalla violenza dell'acqua verso Cidolo di Perarolo, che era a monte di Perarolo, in località Sacco. Quindi dobbiamo adesso entrare in merito alla fluitazione libera. Le normative prevedevano due distinte tipologie. Fluitazione libera, che andava da Perarolo fino a Faè di Longarone. Lì era libera, per cui i tronchi venivano inviati, poi vediamo nelle diverse segherie, erano 13 segherie che da Longarone a Faè facevano attività, una delle più grosse erano i Costantini, e poi, quindi con circa 220 e più seghe veneziane, da quello lì in poi, invece la legge prevedeva l'obbligatorietà della fluizione legata. Fluitazione legata significa zattere, perché la norma che poi io leggerò dice che quando l'acqua il fiume è navigabile,
chiunque intende di condurre legname per fiumi o torrenti non navigabili ne chiede il permesso per quanto riguarda la fluitazione libera. Per quanto riguarda la fluitazione legata erano normative diverse. Quindi qui abbiamo adesso, abbiamo visto, qui è un momento molto delicato quando si formarono dei grovigli di tronchi, delle serre, per cui i Menadas, che sono queste persone qua, con gli Angher, con questi tronchi, cercavano di... esatto, era un lavoro molto molto pericoloso. Pericolosissimo perché i tronchi si muovevano, essere in equilibrio sui tronchi tondi non è neanche facile e poteva succedere che qualcuno venisse anche stritolato. Quindi i Menadas poi si dividevano, ognuno aveva un compito, chi inacquava i tronchi, chi le seguiva, chi comunicava le eventuali serre per cui avvisava di non inviare ulteriori tronchi, quindi cercare di limitare, e si arrivava con la menada grande anche di centinaia, migliaia di tronchi fino al porto fino a Faè. Da lì la fluitazione libera cessava, ma questi tronchi venivano inviati di volta in volta nelle varie segherie, che erano appunto 13 lungo il percorso Perarolo-Faè. Quindi ognuno aveva, puoi andare avanti, ogni mercante aveva il suo segno, per cui sapeva esattamente dove doveva andare, in quale segheria, per poi essere trasformati in assortimenti legnosi che verranno poi presi in carico dagli zattieri. Quindi si parte al secondo stadio. Primo stadio, fluitazione libera, boscaioli che tagliavano, le stue, eccetera, per arrivare poi alle zattere, le zattere, per cui si iniziava il percorso e lì diciamo che io l'ho scritto però vorrei concentrarmi sulla seconda parte. La prima parte sappiamo delle fraglie, associazioni di tipo, diciamo, anche di mutuo soccorso, diciamo delle associazioni particolari. Non entro in questo periodo, questo perché è una cosa a parte. Io voglio concentrarmi in particolar modo su quello che era la normativa come si doveva comportare il mercante se voleva avere la licenza di fluitazione, perché era tutto regolamentato. Quindi iniziamo dalla prima norma, che è quella del 24 novembre del 1810. Sotto la Repubblica di Venezia c'era Venezia che dava le disposizioni, se c'erano dei contenziosi tutto andava, quindi lasciamo a parte questo. La prima legge che regolamenta in maniera veramente cogente sia la fluitazione libera che la fluitazione legata è quella del 24 novembre del 1810, a firma di Eugenio, del viceré. I titoli sono veramente... Questa norma poi verrà applicata verrà citata, come si fa di solito, anche nelle leggi del Regno d'Italia. Quindi si parte sempre nel Regno d'Italia, visto la legge del Regio Decreto 1000, e poi si prosegue con altre normative che poi vedremo. Vi voglio leggere solo alcuni proprio accenni. Il titolo primo dice: «Niun può condurre legnami tanto da opera che combustibili». Già il fatto legnami, appunto ripeto perché sono varie tipologie, se osservando quanto prescritto dal presente decreto. Quindi dava già che tu puoi trasportare questo, però devi seguire delle norme. Niun può andare in cataste o in altro modo sulle sponde dei fiumi. Cioè non è che uno poteva mettere l'inacquazione dove voleva e caricare dove voleva. Torrenti e i legnami per fare la condotta. No, se non nei luoghi che verranno indicati dalla prefettura. E la prefettura competente era quella di Belluno per tutto il tratto fino a Venezia, perché partivano da Belluno, da Perarolo, in questo caso da Codissago, perché i zattieri di Ponte delle Alpi andavano a Codissago. Vabbè, vedremo dopo. Niun può condurre legnami sciolti sui fiumi e torrenti navigabili. Ecco perché
da Fae in poi si doveva andare con zattere. Non si poteva più fare la fluidazione libera in quanto ormai la forza delle acque del torrente diminuiva. Altro titolo, leggo solo i titoli, della condotta dei legnami per fiumi e torrenti non navigabili. Ecco la prima parte, la fluidazione libera. La seconda parte sarà quella legata. Chiunque intende condurre legname per fiumi o torrenti non navigabili ne chiede il permesso al prefetto del dipartimento, che era quello di Belluno. Le petizioni esprime il tempo in cui si vuol far condotta, quindi dava indicazione del periodo, dove, quale torrente, quale fiume, sul Piave, sul Boite no, sul Piave, in questo caso proprio specifico sul Piave, ed il punto in cui verranno raccolte. Va bene, lasciamo pure tutti i titoli. Diciamo che l'importante è la decisione del prefetto non potrà essere ritardata più di 3 mesi. Gli dava anche un tempo al prefetto di poter far sapere se era possibile o meno. Dall'epoca della presentazione dell'istanza. Quindi io, commerciante di legname, andavo in prefettura, chiedevo di poter avere la licenza di condotta e dentro 3 mesi il prefetto doveva verificare. Perché questo tempo? Perché il prefetto doveva attivarsi, qui non occorre che leggo tutti gli articoli, gli enti competenti che avrebbero dovuto verificare la possibilità o meno di fare la fluidazione libera. Quindi dovevano eventualmente il genio civile di quell'epoca, l'ispezione forestale di quell'epoca, attivarsi e verificare se effettivamente era possibile. Doveva anche comunicare a tutti i comuni in cui transitava la fluidazione libera per far sì che gli eventuali possibili danneggiati, cioè privati o enti, che si ritenevano danneggiati dal fatto che questa fluidazione libera potesse arrecare danno alle sponde oppure a manufatti che loro avevano fatto. Quindi il prefetto diceva al genio: verificate se ci sono queste possibilità. Cosa si faceva? Allora il genio civile in genere faceva prima un sopralluogo preventivo, vedendo lo stato dei luoghi, dicendo la situazione è questa, questi sono i privati che hanno chiesto di poter eventualmente venire risarciti, dopodiché il prefetto, verificate tutte le carte e quant'altro, dava il parere di fluidazione libera. Si parla ancora di libera. Per esempio, il concessionario è tenuto a sottomettersi all'esecuzione di tutte le opere ed adempimenti e di tutte le condizioni ingiunte dall'atto di permesso. È un termine burocratico, ma per dire questa era la norma. Quindi non si poteva fare fluidazione libera senza permesso, era vietati, tanto è vero che ci sono poi il titolo sulle multe. Terzo titolo, i famosi risarcimento danni, per cui anche questo, l'articolo 13, 14, 15, prevede come potesse essere, risarcito il privato, se eventualmente, anche il privato doveva però comunicarlo entro 15 giorni, doveva immediatamente comunicare all'ente, alla prefettura, cioè al genio e quant'altro, qualora non venga nel termine sopra prefissato presentata alcuna modificazione o pretesa, quindi 15 giorni, il prefetto dichiara sciolto da ogni obbligazione della prestata sicurezza il concessionario. Quindi dopo 15 giorni nessuno aveva fatto un reclamo, o si era verificato che tutto era andato secondo norma, il concessionario veniva eventualmente chiusa la pratica veniva chiusa. Poi il titolo quinto dice questo, ecco qui il quarto, della condotta dei legnami per fiumi o torrenti navigabili. Adesso andiamo avanti con questo, intanto dopo così facciamo una piccola... Ecco qui vi faccio vedere Perarolo, io non ho trovato foto del Cidolo. Comunque questa è una bellissima visione di Perarolo e vedete le zattere, già ci sono le zattere perché lì già iniziavano la fluidazione libera. Là ci sono dei depositi, probabilmente sarà stata una segheria con già i loro depositi di legname
E questo è il mio amico Cagnato, che era dell'Archivio di Stato di Venezia, ho collaborato con lui per la stesura di questo volume. Poi si passava al titolo dalle multe. Le multe, anche qui, era previsto, vedete, la legge napoleonica nella sua è concisa, poche righe ma ben chiare. Per i contravventori al presente decreto pagano una multa non maggiore di lire 3.000. Gli dava già, come si fa, un terzo maggiore di un terzo, quello che è. Nel minore a lire 500. Già era quello, diceva, o il massimo o il minimo, tu paghi un terzo del minimo, un terzo del massimo. Quindi vedete che questa legge napoleonica poi è quella che praticamente ha seguito poi nei decenni successivi. La multa è determinata dal prefetto, per cui il prefetto, i 2/3 di essi si versano nella cassa del tesoro e un terzo si accorda al delatore, perché il delatore, cioè quello che diceva guarda che questo non ha adempiuto o ha fatto dei danni, un terzo lo dava a lui. Sono inoltre tenuti al risarcimento di tutti i danni che fossero derivati tanto al pubblico che al privato, perché anche il pubblico comune poteva essere stato danneggiato, un ente da liquidarsi a norma del disposto dell'articolo 15, che non vi leggo, no? E i legnami sui quali si verifica la contravvenzione cadono in commesso, cioè praticamente veniva anche confiscato parte del legname. Se poi la ditta, che doveva poi aver dato una cauzione presso la tesoreria, risultava che i danni erano superiori, lo Stato diceva no, adesso io devo tutelarmi, e quindi l'articolo 19 prevedeva questo. L'ultimo articolo, garanzia del conduttore dei legnami, autorizzazione, e anche dava una garanzia però anche alla ditta, a colui che praticava la condotta. I legnami in condotta autorizzata al termine del presente decreto sono sotto la salvaguardia della legge. Quindi sì, sei anche tu tutelato. I conducenti imprimono sopra ciascun tronco una marca che avevamo visto prima. Tanto vai avanti. Sì, no, andiamo avanti. Questo abbiamo già visto, andare avanti. Ecco, questa, tu puoi andare intanto avanti che io parlo. Questa è una zattera, coppola, si diceva in termine, diciamo, locale. In genere sono quattro remi. Questa potrebbero essere anche 2 allegati. Comunque avete sopra il materiale che non era solo legname. In ogni tratto veniva caricato i chiodi dello Soldano, le pietre, tutto quello che era, no? Tutto quello che era, che poi arrivava a Venezia per gli usi che poi la città di Venezia ne faceva uso. Chiunque si appropriasse i legnami segnati con marca è un furto, perché avendo visto che i legnami erano segnati, ogni mercante sapeva dove in quale segheria andava e quanti dovevano essere. Vai avanti. Qui abbiamo una bella famiglia degli zatteri, no? Con i loro strumenti, vedete che hanno anche l'angher, quei lumi tronchi per eventualmente. Andiamo avanti. Questi saluti da Nervesa, perché ecco, le fragli erano 5, no? Quella di Codisago, Ponte nelle Alpi, Borgo Piave, poi c'era quello di Borgo Piave e quella di Nervesa, no? E poi quella di Ponte di Piave, quindi erano 5. 5 perché? Perché ognuno conosceva il suo tratto di fiume e anche perché poteva poi, una volta passata la consegna, tornarsene a casa a piedi. Perché quelli di Borgo Piave che arrivavano a Quero, per esempio, e poi fino a Vidor, a piedi ritornavano verso casa, passando per il San Boldo, il Praderadego, scendevano in Val Belluna e arrivavano, certo non in una giornata, ma intanto altri ligadori avevano fatto altre zattere, e dico, la parte che riguarda i ligadori, così sago, lo vedrete, l'ho scritta, però non la faccio questa sera. Quindi quelli di Nervesa, quindi ognuno aveva un suo tratto, però nella parte finale vi leggerò alcune le norme erano più specifiche, più regolamentate. Prima parte si poteva poi
Da Zenzon per arrivare alla Gronda lagunare, cioè per arrivare in laguna, c'erano molte più restrizioni e molte più, il disciplinare era molto più ferreo. I conducenti e andiamo avanti. Adesso arriviamo al Regno d'Italia. Nel Regno d'Italia, già nel 1865, con una legge del 20 marzo, che il Veneto non era ancora, però già il Regno d'Italia era formato, ha voluto uniformare quello che erano i lavori pubblici. Questa legge è sui lavori pubblici, però in alcuni articoli già mette in evidenza l'aspetto della fluitazione, perché veniva considerato già nel 1865 la norma. Quella che interessa maggiormente a noi, e quella più importante, è quella del 24 luglio 1879, decreto 5079 serie 2. In questa legge, questo decreto, dava prima, lo leggerete poi quando leggerete gli atti, però allegava il disciplinare, cioè allegava quello che era tutto quello che riguardava il disciplinare. Il disciplinare prevedeva all'articolo 1, se voi leggete, fate il diritto comparato, se voi leggete la legge napoleonica con i suoi articoli e questa legge, vedrete che alcuni articoli praticamente sono stati copiati pari pari. Nessuno può condurre legnami sciolti per fiumi o torrenti navigabili, quindi già si rifà alla precedente. Dal punto in cui i fiumi o i torrenti cominciano a essere navigabili, i legnami dovranno essere uniti, legati e disposti in zattere. Già vedete, questo praticamente ha preso quasi pari pari. Un altro articolo, nelle forme, dimensioni e condotto delle zatte si osservano i regolamenti stabiliti per la navigazione sui fiumi. Quindi questo è composto da 20 articoli, non li leggo tutti. Ma adesso entriamo appunto con questa normativa, qual era l'iter amministrativo. Facciamo che io sono una ditta e voglio fare una condotta. Se la faccio libera seguirò una via, se la faccio legata seguirò un'altra. Ipotizziamo quella libera. Faccio domanda, carta bollata da 0,50 centesimi, per essere chiari, non così. Fare domanda al prefetto. Il prefetto la prende, la protocolla, la invia all'ufficio competente. Sì, all'ufficio competente. Tu vai avanti intanto così, che se vai avanti che dopo vediamo le ultime. Questi sono sempre bei disegni, quant'altro. Arriva quando ci sono i documenti. Più avanti vedi. No, questi sono le fatte. Allora, il prefetto attivava, come vi ho detto, il genio civile e l'ispezione forestale. Il genio civile faceva i sopralluoghi, verificava che fosse possibile fare la fluttuazione libera. L'ispezione forestale verificava altrettanto, però mandava gli avvisi ad opponendum ai comuni che dovevano poi mettere l'albo pretorio per vedere se qualcuno faceva opposizione. Ipotizziamo che tutto andava bene, il prefetto prendeva atto e vai avanti, no, andiamo, ecco qua. Ecco, è sempre che ho poco tempo. Comunque questo volevo farvi vedere quando abbiamo fatto quella rievocazione di cui io ho anche partecipato. Ho dato dei cavalli per l'attiragli quando si era nella parte bassa del piano. Puoi andare avanti, andiamo avanti. Queste sono sempre fotografie. Qui siamo arrivati a Venezia, questa è una vecchia fotografia, vedete che non ci sono vaporetti, quindi è, diciamo, ecco, si fermi qua. Allora la ditta, vedete questa ditta, Moreolo, Valentino, domanda che sia a costo della licenza per trasporto proprio, legnami, marcato, vedete il marcato, eccetera, vedete quello che è. Allora questa ditta fa questo lavoro. Una volta deve dare la cauzione che viene allegata, poi mandata alla tesoreria, chiamiamola provinciale dell'epoca, il prefetto vale tutto e li dà, se vediamo avanti, questo è il prefetto, ecco, ai sensi, dice, della legge del 1865, poi in altri documenti è prevista anche 810, cioè questo ha messo solo questa, opere pubbliche, eccetera, eccetera, data 1912, autorizza la ditta Ponti a fluitare nell'anno legname hanno dato, questo per le zattere. Quindi vedete, erano due. Allora, questo quindi termino purtroppo,
l'iter amministrativo terminava quando tutto il ditta comunicava di aver cessato la fluidazione, Libera doveva dire io la inizio alle ore il giorno tot e la finisco il giorno tot. In genere le fluidazioni erano in primavera, quando, dopo lo scioglimento delle nevi, quando il Piave aveva acqua sufficiente ma non era così turbolento. Fatto questo, tutto andava bene, vedete già questo. Poi il prefetto allegava, andiamo avanti, allegava, ecco, disciplinare. Lui gli dava l'autorizzazione e allegava il disciplinare. Poi aggiungeva di sua mano alcune altre annotazioni che magari non erano previste, oppure allegava dopo il 1882 anche le modifiche fatte con la legge del 1882 su alcuni articoli, l'articolo 15, 20, che erano stati leggermente modificati anche perché su richiesta proprio degli zattieri che magari vedevano se potevano e allora sono stati leggermente modificati. Quindi questo era quello che veniva allegato e vedete che ci sono i vari articoli, tutti sono 20, qui ho messo solo la prima pagina, e lui aveva questo qui. Per quanto riguarda la parte finale, quindi io chiudo, lasciamo perdere poi le diverse valutazioni se sono legate o meno, voglio dire solo questo, che fino al 1907 la prefettura di Belluno era competente. Con l'istituzione del magistrato alle acque, con la legge del 1907 modificata con la legge del 1911, il magistrato alle acque avoca sé, cioè la prefettura fa da coordinamento, riceve le domande, verifica col genio civile l'istanza, passa tutto al magistrato alle acque che dà la licenza. Quindi è un passaggio ulteriore, secondo me, di aggravamento burocratico, perché alla fine poi le domande non andavano a Venezia direttamente, dovevano andare a chi doveva fare il sopralluogo, la prefettura che incaricava poi gli enti preposti. Quindi questo è stato secondo me un sovrappiù. È roba all'italiana, però la prefettura, tutte le domande che erano già state inviate, l'iter seguiva. Altrimenti la prefettura comunicava a vari comuni che chi doveva far domanda avrebbe dovuto seguire questo iter. Ci sarebbe tantissimo da dire sul lato legislativo. Diciamo che dopo il 1912 non sono state fatte più norme, perché è anche nel periodo del Lombardo-Veneto, io l'ho cercato a Venezia, non ci sono state fatte leggi. Il Lombardo-Veneto ha preso in toto quella di Napoleone. Non si è preso la briga di modificare, solo il Regno d'Italia perché ha dovuto naturalmente, perché i tempi sono cambiati. Scusate se sono stato veloce e frettoloso, però lo leggerete tutto questo sugli atti. Allora ascolteremo ora gli interventi di Marta Modolo e di Lorenzo Fattorell. Il loro primo intervento, vi leggo il titolo: Studio di massima per un bacino artificiale per la produzione di energia idroelettrica e di riserva idrica invernale nelle depressioni di Revine. Il progetto dell'ingegnere Mario Croff, seguito dagli interventi di sistemazione idraulica della Valle dei Laghi di Lago e di Revine, su progetto dell'ingegnere Bernardo Carpenè. Vicende e attori nel riassetto dei canali artificiali Tajada e Barche tra il 1915 ed il 1936. Marta Modolo, archeologa, laureata presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e successivamente a Ferrara. Ha ottenuto il dottorato di ricerca in quaternario e preistoria presso l'Università Rovira I Virgili di Tarragona, non so se ho pronunciato bene, in Spagna. Si occupa dello studio dei reperti faunistici provenienti da siti preistorici e protostorici. È stata coautrice del progetto Relacus e coordinatrice dello stesso dal 19 al 23, 2019-2023, e direttrice di scavo del sito
palafiticolo ai laghi di San Giorgio e Santa Maria, Revinelago e Tarzo. Lorenzo Fattorel si laurea in disegno industriale e successivamente in architettura presso lo IUAV di Venezia. Congiuntamente e successivamente alla formazione accademica si dedica alla progettazione, collaborando con studi di formazione accademica, con studi di architettura ed università in Italia e all'estero. Negli ultimi anni ha ideato e promosso iniziative e progetti di ricerca interdisciplinare incentrati sulla valorizzazione e la divulgazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale. A loro la parola. Grazie. Possiamo usare questo? Sì, ma se vuoi questo. Va bene, perfetto, grazie. Faremo l'intervento un po' a testa, quindi è per semplicità. Buonasera a tutti. E iniziamo l'intervento con il progetto dell'ingegner Mario Croff, che nel 1947 firmò un progetto per la realizzazione di un bacino artificiale di circa 30 milioni di metri cubi, che poi spiegheremo man mano, che si originava dai laghi di San Giorgio e Santa Maria, definiti però da lui depressioni di ravine, come potete vedere dal titolo. E l'obiettivo era quello di produrre energia idroelettrica e fare di questo bacino una riserva idrica invernale. Era prevista una deviazione delle acque dei laghi nel torrente Cervano, che poi confluisce nel Monticano a Conegliano, e probabilmente dalle indicazioni che noi abbiamo preso nella sua relazione sembra che avesse consultato delle fonti geologiche che erano già presenti e pubblicate al tempo, quali Dalpiaz, Venzo e Accordi, per definire quella che era stata un po' l'area geomorfologica di intervento che poi vedremo. Vi do alcune note biografiche per chi non conoscesse questa figura. L'ingegner Mario Croff nacque ad Auronzo di Cadore nel 1921 e morì a Venezia nel 2013. Fu un ingegnere molto influente nella zona del veneziano, soprattutto nella seconda metà del Novecento. Ebbe 6 figli e fu suocero di un altro ingegnere, Eugenio Miozzi, con il quale collaborò attivamente, soprattutto quando quest'ultimo lascerà l'attività pubblica per dedicarsi a quella privata. Fu anche amico dell'architetto Carlo Scarpa, che gli disegnò parte dell'arredamento della sua casa a Venezia, ed eseguì numerosi progetti di vario calibro, negli anni 50 alcuni un po' più avveniristici, perché progettò un'autostrada lagunare subacquea tra l'isola del Tronchetto e l'Arsenale, lungo le fondamenta nuove, altri più ridimensionati come per esempio la grotta della Madonna di Lourdes all'inizio del bosco di Auronzo e il nuovo mercato ittico all'ingrosso in Marittima. Questo a grandi linee, poi nell'articolo verranno dettagliate anche queste cose. Passami se vuoi all'altra. La zona di inquadramento geomorfologico, come vedete e come vedremo poi nella successiva slide, è quella della vallata. Ci possiamo anche tornare indietro, certo, in caso per spiegare un po' più il progetto. Quella prima. Questa? Ok. È la zona della vallata, quella conosciuta come la vallata, che va da Follina fino circa a Longhere, però non solo, perché appunto questo bacino, di cui poi vedremo una simulazione alla fine della presentazione, riguardava anche tutto il corso del fiume del torrente Cervano che arriva fino a Conegliano, per cui riguardava tutta la zona della vallata, dei 2 laghi, di San Giorgio e Santa Maria, per scendere poi, vediamo se riesco con il puntatore, lungo il corso del torrente Cervano, perché il torrente Cervano si immette poi nel Monticano, quindi in via Lourdes circa era previsto il terzo salto di questo progetto del bacino. Se vuoi andare avanti.
Ok. Vediamo da questa. Sì, come preferisci. Buonasera anche da parte mia. Allora, era un progetto avveniristico, poi nell'articolo entreremo più nel dettaglio su vari aspetti. Soprattutto è stato curioso il fatto di capire come l'ingegner Croff a un certo punto decise di proporre, crediamo a Sade, perché non abbiamo trovato materiali, informazioni in merito, però un progetto così ben confezionato sicuramente era stato commissionato da qualcuno, i suoi rapporti attraverso il suocero Miozzi, che nel frattempo si occupò di quello che era il ponte di sorpasso della diga del Vaillant, che adesso non c'è più, è stato sostituito con una struttura a traliccio metallico. Potrebbe essere che lui tentò questa proposta nei confronti dell'azienda, della società, e questo bacino non avrebbe lavorato da solo. Lo capiamo da un ulteriore schizzo che però non viene descritto nella sua relazione accompagnatoria, dove improvvisamente questo bacino viene collegato alla centrale di Nove, alle turbine della centrale di Nove. Credevamo all'inizio come un secondo scarico, una sorta di sicurezza, come il Vaillant ce l'ha nei confronti del Cellina, bensì si collega alle turbine, per cui molto probabilmente era un tentativo per dire io sarei interessato a proporre alla società anche questo, in quanto lui in un qualche modo non faceva parte del gruppo di Ferniani o di Semenza e quant'altri, che in quegli anni, nel ventennio precedente, si stavano occupando di tutto ciò che riguardava in particolar modo dal Santa Croce fino a Livenza, Castelletto, Nervesa, quella parte di sfruttamento idroelettrico. Su questa linea c'è chi si potrebbe domandare però 30 milioni di metri cubi cosa avrebbero comportato da un punto di vista degli esuberi, degli espropri, perché era un progetto importante. In realtà, se noi andiamo a vedere la prima foto aerea a disposizione, che è questa qui del 54, non c'è materiale precedente, e da questa, che non è chiara se non si guarda con gli ingrandimenti, andiamo a rielaborare la carta tecnica regionale, dove abbiamo esattamente la presenza di tutti i manufatti, vediamo con questa linea rossa che la circonda la quota di massimo dell'invaso. Lui avrebbe proposto un invaso che avrebbe alzato il limite del lago di 10 metri, bloccandolo nel lato ovest perché evitasse l'esondazione verso Follina con una diga in terra tipo quella del lago di Santa Croce, per intenderci, dell'altezza di 10 metri, molto probabilmente poteva anche fungere, che è questa, poteva anche fungere da strada nella parte sommitale per consentire alla località di Gai di riuscire a passare dall'altra parte della vallata, arrivava fino alla punta estrema di quello che era il lago pre-Vurmiano, diciamo così, post-glaciale, del Cadillac, e sostanzialmente si sarebbero andati a perdere, come lui descriveva, sostanzialmente il prezzo da pagare era contenuto ed era tollerabile, si sarebbero andati a perdere alcune abitazioni nella zona di Sottocroda, che è questa, alcune abitazioni nella parte sud della zona della località di Lago e qualche abitazione nella parte di Colmaggiore di sotto. Per il resto la vallata era completamente priva, era totalmente agricola, per cui vedendolo oggi rispetto a un satellitare sarebbe stata una distruzione totale. Questa è una ricostruzione che si basa sul 54, il suo progetto è del 47, per cui è probabile che ci sia anche qualcosina in meno rispetto a quello che noi abbiamo segnato. E qui arriviamo nel disegno, nello schema, nella sezione, per la quale noi abbiamo dovuto riaprire una questione già ben assodata, che era quello dello sfruttamento idroelettrico Santa Croce fino a Meschio, Castelletto, Nervesa, dove appunto lui introduce solo questo disegno e collega sul lago del Restello, nella centrale di Nove, una seconda galleria per la produzione idroelettrica. Forse era un messaggio, mi interesserebbe entrare a far parte, questo sarebbe un po' quello che noi abbiamo voluto interpretare. Erano previsti, come diceva prima la dottoressa Modolo, 3 centrali, praticamente rispetto, torno un secondo indietro, rispetto a questa planimetria
era prevista una torre in questo punto qua che captava l'acqua. L'acqua passava in una condotta forzata sotto Tarso, oltre Tarso nella direzione praticamente di Corbanese, nella Val Brunella, il primo salto con la prima centrale, 40 metri, un secondo verso Corbanese di altri 50 metri e un ultimo in via Lourdes a Conegliano scaricando sul Monticano di altri 50 metri, un totale di circa 150. Con un lago di 30 milioni di metri cubi sarebbe stato praticamente il secondo lago in termini di capacità dopo Santa Croce e da un punto di vista perché Santa Croce è 86 milioni di metri cubi, lui arrivava a 30 e considerava di riempirlo e svuotarlo 2 volte all'anno, per cui una produzione di 60 milioni di metri cubi con una produzione elettrica che arrivava sotto Soverzene. Per cui importante anche da questo punto di vista, rispetto alle altre centrali che lavorano un po' singolarmente, il cui vantaggio è perché sono in cascata tra di loro, lui da solo sarebbe arrivato dopo Soverzene. E forse questo poteva essere un modo per dire: non vi interessa andare verso il Monticano, però potremmo lavorare insieme sulla Valle Apisina. Introduce anche qualche sezione, non i prospetti purtroppo, di quelle che sarebbero state le centrali, e troviamo, nonostante sia ormai il 1947, l'ispirazione neomanieristica, per cui lui sta guardando Achille Gaggia, sta guardando i lavori di Ferniani, che già negli anni 20 si parlava di modernismo, qua siamo negli anni 40, saremmo un po' indietro. Dove si vede un po' il modernismo, diciamo? Lo vediamo nella presenza degli archi che dividono questa centrale in 2 spazi, la sala macchine che affaccia su quella delle turbine, le turbine sono collegate a pozzo, per cui è una centrale aperta, le centrali chiuse erano totalmente in caverna, come è Soverzene con le turbine all'interno della montagna. Mentre in questo caso è una centrale all'aperto, perché l'edificio si nota tutto, le centrali sono a pozzo. Però una dovizia di dettagli che consente di capire l'utilizzo del bugnato, però fatto su intonaco, in calce e cemento, non su pietra. Qui anche nella parte sommitale dell'edificio il tentativo di recuperare il disegno, la texture della pietra, diciamo che avrebbe potuto spingere sicuramente un po' di più, essendo il 1947, era in linea con gli altri progetti della Valle Apisina. E questo, per concludere, sarebbe oggigiorno quello che potremmo definire se il lago fosse stato realizzato. Logicamente, molto probabilmente, le varie località si sarebbero sviluppate da un punto di vista urbanistico in un modo differente, sicuramente. Teneva buona tutta la provinciale. È probabile che in un lato avrebbe potuto spostare movimenti di terra in modo tale da evitare situazioni, ad esempio, come questa. Abbiamo voluto dire no, teniamo come quota massima di invaso 336 metri, sono 10 metri di più circa di quella che è l'attuale, questo sarebbe colorografia, punto. Qualche piccola modifica, cosa vuol dire? Siamo ritornati praticamente qua, niente di nuovo, non è altro che il lago prima di allora. Sì. Però con un piccolo intervento che rispetto alle dighe del Cadore o rispetto alle dighe della Valle Apisina, alti sbarramenti con notevole impiego di materiali, in questo caso con un semplice sbarramento in terra e pressoché senza intaccare il tessuto urbanistico presente, si creava un bacino che era di un'importanza notevole, che avrebbe logicamente cambiato l'economia della vallata, quello sì, per cui nella sua importanza e imponenza alla fine poteva essere anche tollerato come sviluppo. E questo è l'intervento. Poi nell'articolo vengono sviluppate tutte le relazioni professionali che gli ingegneri tengono tra di loro e vengono spiegati anche tutti i dettagli tecnici delle strutture e quant'altro. Sì, perché fece una serie di calcoli anche pluviometrici per capire i periodi di massima o minima piovosità, quindi che avrebbero apportato un ulteriore aumento della capacità dell'acqua all'interno di questo bacino, che in totale poi avrebbe avuto un percorso con tutte le centrali di circa 12 km fino a Conegliano e un salto di quota di circa 150 metri, quindi era anche un qualcosa sicuramente di
importante. Chiaro è che se l'avesse realizzato effettivamente, quello che noi sappiamo oggigiorno, e mi riallaccio brevemente, del sito palafitticolo, non l'avremmo identificato. Per cui non avremmo potuto fare poi anche il progetto del Carpenè. Sì, no. Però come progetto sicuramente è stato interessante, sì. 1 miliardo di Sì. lire. 1 miliardo di lire, delle vecchie lire, Sì. che oggi sarebbe pressappoco 23 milioni di euro. Avevamo Sì, fatto sì. un calcolo, giusto per dare una stima. Tutto completo. Sì, completo. Completo. Poi nell'articolo trovate tutte le conversioni Esatto. tra le lire che utilizza lui al periodo con quella che dovrebbe essere attualmente la conversione in euro, e con 23 milioni di euro oggi un progetto del genere impossibile. si fa la burocrazia, credo. Pur avendolo convertito correttamente l'Istat, però c'è anche da dire... sì, esatto. Per cui interessanti, una produzione elettrica che effettivamente poteva essere giustificata. Poi, appunto, avendo anche contattato direttamente Enel, che ha trasferito negli anni tutto l'archivio storico presente a Venezia, lo ha portato a Napoli, per cui non è facile ottenere queste informazioni, rimarrà l'interrogativo fino a che non avremo risposta se effettivamente Sade glielo commissionò o se fu una sua semplice volontà di vi scrivo un progetto, sapetemi dire, ma non abbiamo trovato nessun tipo di corrispondenza. No. Però è stato impacchettato in modo, non era improvvisato. Può darsi che da qualche parte ci sia una lettera, ci interessa, non ci interessa. Vedremo. O magari che non sia più presente negli archivi, come poi vedremo per il Carpenè, c'è del materiale mancante, quindi può darsi che nel corso del tempo... Sì, però è stato interessante perché è materiale che è venuto fuori facendo altri tipi di ricerche, ed è stato recuperato grazie alla donazione che la famiglia Miozzi ha fatto dell'intero archivio di Miozzi Croft allo UAV di Venezia, e all'interno c'è anche questo progetto ed è stato interessante scoprirlo e cercare di esploderlo fino al massimo che si riusciva. Grazie. Andiamo al Carpenè. Bene, allora passiamo a quello che invece è stato il progetto di un altro ingegnere molto conosciuto, che era l'ingegner Bernardo Carpenè. Allora, ci troviamo all'incirca come tempo di progettualità a ridosso della Prima Guerra Mondiale, tempo in cui il consorzio Canale Tagliada, il cui consiglio di amministrazione era al tempo presieduto da Paolo Tomasi, incaricherà l'ingegner Bernardo Carpenè di fare un progetto di sistemazione idraulica nella valle dei laghi di Revine, o Lago di San Giorgio e Santa Maria, come vengono denominati oggi. Però da fonti archivistiche e bibliografiche sappiamo che l'intervento che fece il Carpenè non fu in realtà il primo in quella zona. Ci sono delle informazioni che ci sono mancate nel poterle recuperare nel corso delle nostre ricerche, però sappiamo che comunque un ulteriore approfondimento della Tagliada venne già fatto nel 1878, quindi il suo non fu esattamente il primo intervento, però non abbiamo trovato informazioni precedenti alle sue. L'ingegner Carpenè nacque a Conegliano nel 1878 e morì nella stessa città nel 1961. Era figlio di Giuseppe Carpenè, anche egli naturalmente ingegnere, e si laureò a Padova all'inizio del Novecento, nel 1902. Terminata la Prima Guerra Mondiale, che lo vide poi protagonista perché si arruolò come volontario e ottenne anche vari riconoscimenti, quali la carica di colonnello del Genio Civile, tornò a Conegliano e riprese la sua carriera di ingegnere con il padre Giuseppe. E da qui fece vari progetti, moltissimi per la verità, alcuni di completamento come per esempio quello dell'ospedale, e alcune opere di nuova
edificazione come strade, scuole, consorzi, cantine sociali, stabilimenti privati e anche pubblici, e ebbe molte commissioni per famiglie importanti quali i Collalto, i Brandolini, i Carpenè e gli stessi Malvolti. Curò anche nel dopoguerra la ricostruzione della scuola enologica del Cerletti. E lavorò inoltre in vari comuni perché costruì le case del fascio, per esempio nei comuni di Santa Lucia, di Codognè, di Cison, fra gli altri. E per quanto riguarda l'inquadramento geografico, diciamo, siamo sempre nel punto in cui parlavamo prima, quindi la vallata, in questo caso non abbiamo il corso del torrente Cervano che arriva a Conegliano, ma ci concentriamo solamente nella zona della vallata, perché è lì che si trova il canale Tajada, che è l'emissario dei due laghi e che poi prosegue verso Follina, per cui quella è la parte, diciamo, geografica che ha interessato il suo progetto. Non solamente il canale Tajada, ma abbiamo trovato anche qualche informazione su una sistemazione del canale delle Barche, che è poi quello che congiunge, e sappiamo perfettamente, i due laghi, ma c'era molto poco. Quindi quello che abbiamo trovato di più è stato sono stati i vari interventi che lui ha fatto nel canale Tajada. L'articolo tratterà tutto il suo progetto, quindi dall'inizio circa nel 1915, quando gli venne commissionato, fino al 1925, quando questi lavori poi finirono, con delle interruzioni perché alcune informazioni, ripeto, non siamo riusciti a trovarle, e non siamo riusciti a identificare esattamente anche il contesto di ritrovamento della spada Sauerbrunn. Perché lui non ha mai riportato nei suoi scritti, nella sua corrispondenza, di aver trovato questa spada, quindi ci rimettiamo alla bibliografia già presente. Con questo concludo e passiamo subito al progetto, visto che abbiamo poco tempo, quindi non voglio togliere. Si era sbagliata, era alla fine del primo intervento. Ah, ok. Allora siamo... Adesso vuoi continuare? C'è la parte ci archeologica. Siamo quasi, ok. Per cui... Dicevo, non sono stati fatti accenni a questa spada, sappiamo che comunque venne consegnata da Giuliano Carpenè al De Mas, che era curatore del Museo Civico del Castello di Conegliano nel 64, però lui nelle sue corrispondenze, anche quando parlerà degli interventi presso il canale Barche, o lo Stret, non parlò mai di questa spada. Per cui non sappiamo esattamente se l'avesse trovata lui, se fosse stata trovata prima o esattamente quando, anche perché, come vedremo, il suo progetto, di cui però non abbiamo presentato qui nella presentazione la sezione, riguardava un intervento sul canale Barche che in realtà non è poi quello che è stato realizzato, se oggigiorno ci camminiamo e vediamo com'è il fondale. Se vuoi passare a quella dopo. Che era, Questa è la spada. Questa è la spada Sauerbrunn, che venne ritrovata appunto nel 1923, così come citano le fonti bibliografiche. E questa è un po' la ricostruzione degli interventi che sono stati descritti appunto in questo progetto e che vedono come zona di interesse l'uscita, quindi il lago di San Giorgio, da dove inizia il canale Tajada fino circa a Gai di Cison di Valmarino. Quindi lui lì fece vari interventi che poi brevemente descriveremo. Alcune cose gli vennero commissionate, alcune scrisse lui che dovevano essere fatte come interventi per avere esattamente un risultato ottimale e positivo per lo scarico delle acque di questo canale, però in realtà, come si vedrà alla fine, non verranno tutte realizzate. Sì, senza entrare poi, questo è un progetto molto complicato e durerà tanto nel tempo, e l'ingegner Carpenè lo gestirà in un modo impeccabile, avrà dei rapporti multidisciplinari con tantissime persone, grazie alla famiglia della quale faceva parte, grazie alle sue capacità come professionista, per cui tutti questi dettagli meritavano anche di essere riportati in note. Le varie biografie dei personaggi con i quali lui lavorerà e collaborerà verranno poi spiegati completamente nell'articolo, per cercare di dare in un qualche modo una panoramica generale. Questo consorzio del Tajada, così come quello della strada che
che a un certo punto necessitava di connettere in modo migliore Conegliano con San Boldo, con Lago, erano dei consorzi di cui facevano parte tendenzialmente i sindaci pro tempore o i podestà e altre cariche amministrative locali che si succedevano di volta in volta alla direzione. E questo consorzio del Taiada aveva particolarmente lo scopo di curare la manutenzione appunto di questo canale, il dragaggio, il fatto stesso di lavorare direttamente con le popolazioni per cercare di mettere insieme le necessità degli abitanti di 3 comuni differenti, perché ne faceva parte Tarzo Revine e Cison di Valmarino. Si bloccava a Gai praticamente, oltre non era più consorzio, e capimmo che poi si occupava anche dello stretto, pur non essendo il canale Taiada, diciamo di tutta la parte idrografica. Incaricò il Carpenè nel 1915 chiedendogli un progetto. Bisogna sistemare il canale, ci sono varie ponti che sono crollati, c'è da fare manutenzione. Il Carpenè presentò la prima proposta progettuale con un disegno. Vediamo, dopo c'è. La prima proposta progettuale, una relazione, i lavori si interruppero a causa della Prima Guerra Mondiale, per cui il Carpenè non seppe più niente fino al 1919. Nel 1919 venne ricontattato da Bartolomeo Rossi, vittoriese, sindaco, facente funzioni tra le varie cariche di Vittorio Veneto, dove gli disse: a seguito del tuo progetto per cortesia vorremmo che andassi avanti tu. Nel frattempo era intervenuto il commissario per la ricostruzione dei danni di guerra, per cui il prefetto con il Ministero per la ricostruzione utilizzarono il progetto del Carpenè per sistemare così come il Carpenè aveva proposto. Poi però non sistemarono correttamente, per cui il consorzio fu costretto a richiamare il Carpenè per dirgli: per cortesia vai fuori, verifica che abbiano fatto correttamente, e il Carpenè nel 19 riconsegna una ulteriore relazione dove dice: sì, questo ma non è fatto corretto, questo non è fatto corretto, e iniziarono a incaricare lui: per cortesia vai avanti. Logico, perché non l'hanno incaricato alla prima richiesta, perché tanto pagava il Ministero, pagavano i danni di guerra. In questo caso avrebbe iniziato a pagare il consorzio, che sistemava i terreni per tutti quei residenti che su quei terreni avevano una fonte di reddito. In che modo si muoveva? Si muoveva dicendo: bene, contattavano Carpenè, per favore vai fuori in luogo, fai un sopralluogo, facci una perizia secondo te di cosa bisognerebbe sistemare. Lui usciva e gli faceva una sorta di lettera informale, diciamo così, con dei costi. Loro ragionavano e poi gli dicevano: ok, presentaci un capitolato d'appalto, esattamente dicendoci quanto costano le opere, che noi dobbiamo incaricare un ingegnere, dobbiamo incaricare un'impresa che deve vincere l'appalto per fare le cose in modo regolare. Però il consorzio chiedeva la licitazione privata, voleva avere la possibilità di scegliere chi doveva occuparsi direttamente dell'opera. Per poterlo fare doveva avere un'autorizzazione della prefettura, per cui il capitolato andava in prefettura a Treviso, veniva autorizzato dal prefetto, ritornava al consorzio, il consorzio decideva: ok, io incarico la ditta, erano sempre ditte locali, e incarico il progettista che segue i lavori, che era poi il Carpenè. Per cui poi il Carpenè da quel momento in avanti lavorava a stretto contatto con la ditta, si occupava di tutto, fino della liquidazione stessa alla singola ditta, per cui si creavano dei rapporti veramente di fiducia, e vedremo da alcuni scritti, appare su vari scritti, la profonda stima che queste aziende avevano nei confronti del Carpenè. Perché se a partire dalla presentazione del progetto il costo era 1.000, si arrivava che nel momento del pagamento, anche fossero passati 8 anni con la svalutazione di quegli anni, venivano liquidati 1.000. Era preciso fino ai centesimi di lire. Veramente una cosa impressionante. È una cosa che abbiamo imparato a conoscerlo leggendo i propri scritti, che va al di là di quello che tecnicamente poi è il progetto. Questo è il primo documento che abbiamo trovato, dove in una lettera mandata in un'azienda di Revine viene chiesta a questa azienda, che poi non troviamo altra traccia, non si occuperà di niente, vengono convocati dal consiglio di amministrazione, il cui membro anziano è Paolo Tomasi, per valutare il primo intervento, che appunto sarà... Sì. Fare vedere. Questo Carlettin Sante fu Giovanni, poi non si occuperà di nulla, sul progetto di massima per lavori straordinari del canale Barche. Questo è il primo documento che in archivio a Conegliano
che tiene tutto l'archivio del Carpenè donato dalla famiglia e piano piano in alcune parti è ristrutturato, in alcune parti lo stanno studiando perché è veramente enorme da un punto di vista della quantità e anche nelle dimensioni, perché ci sono elaborati grafici come la sua planimetria. Questa è una planimetria, sono circa 3 metri di lunghezza, tutta piegata. Abbiamo cercato di ricomporla, marca purtroppo un unico pezzettino ed è l'unica copia che al momento è presente. Non avendo, in originale, questa è la sua originale, copia in originale. potrebbe essere che ce ne sia una in archivio di Stato a Venezia, perché lui magari l'ha mandata al genio, il genio ha trasferito all'archivio di Stato di Venezia, ma tutto il malloppo dei vari geni civili della regione Veneto non sono attualmente stati ancora catalogati, dove si vede la planimetria e tutte le varie sezioni dove lui disegna esattamente il profilo del canale e cosa dovrebbe esserci come intervento. Questo è del 1915, sarà poi portato avanti fino in fondo. Altra cosa interessante, in alcuni casi ci siamo domandati nelle descrizioni che lui faceva come faceva a sapere dettagli tecnici anche ipogei dei vari ponti, perché o aveva fatto un carotaggio esplorativo per dire io vorrei intervenire, ma in questo caso questo è il ponte sulla strada consorziale, che è l'attuale provinciale del San Boldo, che collega Lago a Fratta e poi sale per Tarzo. Nel 1863 è stato progettato il primo ponte, che Bernardo Carperet demolirà e farà quello nuovo, come fa sapere, perché il ponte lo ha costruito suo papà. Suo papà fu incaricato prima di demolire l'attuale ponte che era presente, credo in periodo napoleano o austro-ungarico, fece il nuovo ponte ne aveva i disegni Bernardo e riusciva così ad avere altri dettagli da fornire sui vari tipi di interventi, e questo ponte sarà un tema di lotta tra Bernardo Carpenè e il consorzio, perché per 5 volte lui cercherà di dire al consorzio che intervento fare per sistemare definitivamente le esondazioni dei laghi, e per 5 volte il consorzio bypasserà questo intervento volendosi sempre concentrare su altri punti, forse perché il più oneroso non lo farà mai realizzare. Per cui quello che era, secondo il Carpenè, l'intervento migliorativo per lo scarico e per evitare le esondazioni, non sarà mai fatto. Lui voleva fare un tombotto. Questo, eccolo qua. Per lo sfogo. Qui lo vediamo dall'alto, praticamente a nord arriviamo da Tarzo, scendiamo da Tarzo e passiamo da Fratta, e continuando qui sulla provinciale verso sud arriviamo alla località di Lago, permetteva di attraversare la vallata. In questo senso corre la Taiada, per cui esce dal canale dal lago di San Giorgio e prosegue andando in direzione di Follina. Su questo ponte, essendoci una strettoia, l'acqua, che tuttora succede, si accumula, è una sorta di barriera, non riesce a scaricare e porta alle esondazioni dei laghi. Lui diceva, se volete definitivamente risolvere la questione delle esondazioni in tutta la zona dei laghi, dovete costruire un bypass, che sarebbero questi altri 2 canali laterali, in modo tale da aumentare la sezione di scarico, perché è troppa l'acqua che poi si accumula. Lo cerca di introdurre nei preventivi, anche se loro non glielo chiedono, gli approvano gli appalti senza quella voce, lo ributta nell'appalto, gli dicono ma ti avevamo detto di no, e lui è costretto a rifare. Praticamente è un tira e molla che dura 15 anni, dove lui cerca sempre di buttare dentro questo, alla fine si arrenderà e dirà ok, facciamo una cosa per cortesia, approfondiamo l'attuale base facendo un semplice scavo che potrebbe essere la soluzione, non lo sarà, ma dovete rinunciare dopo 15 anni di battaglie. Non abbiamo capito perché alle sue richieste, perché non abbiamo trovato corrispondenza, ma sostanzialmente dai preventivi e poi dalle liquidazioni gli continuano a dire ok, ci va bene quello, ci va bene l'altro, e là non vanno a toccare. È stato interessante. E questo è un esempio di una lettera che gli scrisse uno dei suoi vari collaboratori, Antonio Tandura, che fu perito costruttore a Follina, poi venne trasferito a Monfalcone perché passò di grado all'interno del comune di Monfalcone come perito e come tecnico comunale, dove lui gli diceva sempre a lei grato per i suoi molteplici favori e per la sua buona disposizione a mio riguardo. La ringrazio sentitamente e unitamente a mia moglie le porgo distinti saluti.
tutti quanti, questo è il più significativo tra i documenti che abbiamo, tutti quanti sottolineano all'interno di queste note questo rispetto per la persona che era Bernardo Carpenè, al di là di com'era come professionista, riusciva a entrare anche in relazione di amicizia. Lo stesso Antonio Tandura disse: io a un certo punto ho lavorato, per cortesia al consorzio chiedo 500 lire, però vorrei che la metà fossero sue perché io considero di aver lavorato per lei. Il Carpenè lo ringrazierà, ma non volle niente e gli mise in conto tutte le 500 lire della sua prestazione, che per allora erano soldini, per cui è un altro tratto che è stato molto interessante conoscere del progettista. Poi tutti i dettagli tecnici, sono molti rapporti con imprese del territorio, anche le ditte che Sì. facevano i lavori erano tutte ditte del territorio, quindi i rapporti anche con tecnici, e lo vedremo, per alcuni dettagli andava a trovare delle persone estremamente competenti come lo era lui. Aveva una grandissima cultura, un'ottima capacità di scrittura, perché Sì. per essere quegli anni devo dire che è difficile trovare degli scritti oggigiorno così ben fatti, e soprattutto era molto, come diceva l'architetto prima, era molto bravo, perché lui conservava la brutta copia di quello che lui scriveva, con tutti i suoi conti, dettagli, appunti, trascriveva poi in bella copia e faceva sempre corrispondere quello che gli veniva chiesto e quello che lui poi dava, per cui una persona veramente d'onore e molto, molto acuta, molto professionale. Sì, nella qualità tecnica, anche delle scelte tecniche, la descrizione di tutti i materiali come dovevano essere, imponeva la stesura della malta, doveva essere messa in un certo modo. Le percentuali dei componenti della malta, dell'intonaco che utilizzava, la tipologia di sabbia, sì, erano dettagli che insomma per l'epoca fanno la differenza. E si vedeva poi nei pochi documenti che abbiamo trovato del padre, si vedeva che la scuola era quella di famiglia, perché il padre 20 o 30 anni prima si relazionava nello stesso identico modo, per cui ha trasmesso anche al figlio un metodo, e con quel metodo c'era una chiarezza totale, per cui a distanza di 80 anni si riescono a prendere i suoi progetti e si capisce esattamente tutto. Si riesce a ricostruire. Abbiamo ricostruito l'ultimo documento, è del 1936, quando il genio civile gli riconsegnerà gli elaborati ringraziandolo e dicendo: riconsegno gli elaborati. Noi abbiamo ritenuto che quella fosse la chiusura del progetto. Un genio civile che a un certo punto entra a che fare con loro, perché prima aveva come si diceva, aveva un ruolo legato al Ministero dell'Interno, aveva un ruolo legato alla guerra, poi diventò genio civile. In quel momento per loro divenne una spina nel fianco. Ci sono alcune lettere dove i vari amministratori locali: e per favore Bernardo risolvici questa cosa col genio civile perché è una spina nel fianco, perché dovettero iniziare a mandare tutta la documentazione di corrispondenza anche al genio, che prima veniva bypassato perché i punti di riferimento erano meno ed erano diversi. Quindi lungaggini burocratiche che già insomma tutta la progettualità durò per molti anni, per cui si lamentarono anche Si lamentarono di questo nuovo soggetto. Grazie. Dunque è stata una giornata di studi intensa e devo dire anche proficua. I convegni, si sa, sono fatti dai relatori, e direi qui per qualità, per competenza, per esposizioni, qui c'è stato proprio tutto, e quindi bisogna solo che ringraziare. Perciò passo ai ringraziamenti in chiusura. Ringrazio senz'altro i relatori, i ricercatori, studiosi, tutti quelli che sono intervenuti e anche tutti quelli che faranno poi le comunicazioni. Grazie a Tenda TV per la pazienza, ecco. Grazie senz'altro anche all'editore De Bastiani, che avrà pazienza. Non so se è qui in sala, prima l'avevo visto, è andato, comunque ecco, lo ringraziamo in anticipo per la pazienza che avrà. Grazie ai soci, al gentile pubblico. L'appuntamento per tutti è il 12 dicembre, venerdì 12 dicembre alle 17:30 noi qui presenteremo gli atti del convegno.
come sempre puntuali entro l'anno dei lavori. Insomma, ecco, questo senz'altro. Grazie a tutti e arrivederci allora. Grazie.